tutti gli acquisti di Cristiano Giuntoli. L'ultima campagna estiva, rivelatasi foriera di soddisfazioni fino a questo momento per il Napoli, ci offre uno spunto per analizzare il calciomercato dell'attuale direttore sportivo degli azzurri e proveremo a capire assieme a voi, e chiaramente ci aspettiamo di leggere anche quest'oggi la vostra opinione in merito. Dicevo, proveremo a capire, a fare un bilancio di quelle che sono state le campagne acquisti del Napoli nelle ultime sessioni, al netto chiaramente dei discorsi sulle risorse a disposizione, sul momento storico in cui si va ad agire, ma non parleremo chiaramente soltanto di questo a Calcio Napoli 24 Live quest'oggi. Buongiorno da Vincenzo Credendino, saremo come sempre in diretta fino alle 14 sul 79 del digitale e su YouTube, ed è lì chiaramente che ci aspettiamo di leggervi in tantissimi. Il nostro Emanuele Bernardo, che ringraziamo per il lavoro preciso e celere anche alla grafica, e chiaramente come sempre lì sulla poltrona della regia, mentre al mio fianco buongiorno a Riccardo Catamano. Noi sugli sgabelli Ci sta. ci sta. Buongiorno a tutti, buongiorno anche a Bruno Galvan all'ufficio stampa. Bruno che oggi ci ha ispirato, diciamo così, la puntata su Cristiano Giuntoli. Andremo ad analizzare, come ha detto Vincenzo, quello che è stato l'operato, che magari sarà ancora in futuro quello dell'operato di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo del Napoli, provando a fare un bilancio sul famoso ormai metodo Giuntoli che è andato a sottolineare Bruno Galvan nell'editoriale che trovate in primo piano su calcionapoli24.it. Ovviamente ci sono le nazionali, faremo anche un focus sugli azzurri impegnati in giro per il mondo, senza dimenticare poi gli infortunati. Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda Diego Demme, le ultime per Victor Osimhen, per Politano. Insomma, ci terremo compagnia anche quest'oggi fino alle 14 analizzando tutte le ultime in casa Napoli. Purtroppo, insomma, la sosta ci impone di non poter parlare troppo e tanto di calcio giocato, ma noi facciamo di necessità virtù. Leggevo proprio a proposito di Bruno, già che siamo al secondo giorno di sosta per le nazionali e non ci sono rumors interni, voci di mercato, rinnovi, conflitti, è una vittoria gigantesca anche per il se Napoli. meretta, Anche se ne meretta. parla. Sì, se ne parlotta, ne ha parlato anche lui e ha detto però che le parti parlano e quindi secondo me alla fine arriverà, magari con un piccolo cadeau in più da parte del Napoli si può arrivare a questo rinnovo di contratto. E allora diamola un'occhiata alla grafica che ha preparato il nostro Emanuele Bernardo, intanto che non andiamo a settare i collegamenti in scaletta. Eccola qua, guarda che precisione, che minuziosità ci sono gli acquisti. Allora ragazzi, prima diciamo precisazione terminologica di introduzione. Questi sono gli acquisti, perché poi so già che qualcuno di voi in chat alzerà la mano, alzerà il dito e dirà ma Giuntoli è bravo anche nelle cessioni. Va bene, lo sappiamo. Fare anche io, vedi. Hai visto? Ti ho anticipato. Giuntoli è bravo anche nelle cessioni, lo sappiamo, però quello che vogliamo provare a capire in questo momento è l'operato in entrata, non soltanto quindi dello stesso direttore sportivo, ma anche dello scouting, capire se si è trattato, come dire, di un percorso liscio, chiamiamolo così, un percorso rettilineo, si è avuto anche delle vicissitudini. Quella grafica ci offre, credo, spunti per 7-8 ore di diretta praticamente. Non le abbiamo, però. Non ce le abbiamo, però proveremo a, come dire, assieme a voi vogliamo leggere la vostra, proveremo a capire di più dell'operato del DS del Napoli. Rifacci vedere la grafica, Emanuele, e andiamo chiaramente a ripercorrere quelle che sono state le tappe dell'avvicinamento, della composizione di questa squadra. Guarda là, ci mette anche il riquadro piccolo. Come si fa a non dire che è il miglior regista della campagna? Come si fa? Allora, Allan pagato 11,5. Sì. Allan pagato 11,5, lasciando stare il discorso, insomma, a quanto è stato rivenduto, eccetera, eccetera. Un calciatore pagato 11,5. Considera pure, ovviamente, adesso noi stiamo vedendo tutti quelli che sono i milioni spesi e altro. Consideriamo anche la crescita, tra virgolette, dei costi del calciomercato, che ovviamente sì, nel corso degli anni è sono variata molto. È chiaro, sì. è chiaro. Allan pagato 11,5, Sì. visto quello che ha fatto nel Napoli, gli mettiamo un bel segno più.
direi proprio di sì. Qui penso che non ci sia troppo da dibattere. Su Grassi, secondo me possiamo metterci il meno, Grassi e metterci troppo da Reggini dibattere. lì non lo ascrivo solo a Giuntoli, ma ovviamente alla società, perché lì c'era bisogno di intervenire in maniera diversa sul mercato in quel gennaio, con il Napoli che aveva la possibilità di lottare fino alla fine per lo scudetto, non si fece, e quindi quello sì ha un segno meno. Reggini tra l'altro non ha manco mai esordito con il Napoli, quindi 1,5 milioni. Possiamo metterci tranquillamente un segno. Stiamo parlando meno a solo degli Grassi. acquisti, non sulle rivendite poi successive. Siamo ragazzi. 1-1. Kirikesh è un più o un Per me è meno? un più, per quello che ha portato. Vlad è assolutamente un più. Il giocatore a me è sempre piaciuto, intelligente, tecnico, ha portato quasi più in fase offensiva che difensiva, però a me è sempre piaciuto per esempio Kirikesh come giocatore, e credo che anche la sua parentesi a Napoli sia stata buona. Veniva dalla Premier, ha portato esperienza, e a quel prezzo credo che sia un acquisto che merita un segno più. 2 più e un meno fino a questo momento. Mirko Valdifiori Meno. onestamente si becca un meno. Sì. Chiesto tra l'altro da Mazzarri. Da Sarri. Scusami, da Sarri. Mazzarri andò su Cicarini. Chiesto da prima. Sarri, Da Sarri. il quale però poi alla fine fu costretto, tra virgolette, a riconoscere, tra virgolette, l'errore, perché non stiamo dicendo che Mirko Valdifiori non fosse un calciatore di grande livello, però non offendiamo nessuno se diciamo che Jorginho poi è riuscito ad esprimersi a livelli più alti rispetto a Mirko Valdifiori, diventato campione d'Europa anche con l'Italia, quindi è chiaro che Jorginho abbia fatto qualcosa in più. Siamo a 2 più e un meno. LC Giusai, tranquillamente un più. Direi di sì. 5 milioni tra l'altro. Sì, poi perso ovviamente a parametro zero, Però questo ci interessa poco. Ammortizzato per quello che ha dato in tanti anni, cose buone, cose meno buone, però credo che sia a quel Reina in costo. questo caso è il secondo Reina. È il giusto? secondo Reina, È il sì, secondo perché della il primo seconda... era in prestito Sì, il primo arrivò con Benitez, quindi credo che e ci poi fosse noi ancora lo Bigol. riprendemmo dal Bayern. Esatto. Vabbè, Si becca comunque un più. Pepe, Si becca comunque un Pepe più per non quello che puoi ha fatto dargli con... un più a Pepe. Quindi siamo a 4 più e 2 meno, giusto? Sì. Valdifiori e Grassi. Reggini si becca un meno. Poi qui secondo me dobbiamo mettere degli uguali. Sì, alla fine. Per i vari Maiello, Dezzi, Sì, alla fine li hai perché stiamo rivenduti. parlando di giovani, cresciuti, chiaramente sì. anche nel vivaio, Maiello, Dezzi, Naoré, Cialobà ad esempio. Poca roba, fece Facciamo poco, degli uguali. giocò qualche volta in Europa League, trovò pure un gol se non sbaglio in Europa League, non mi ricordo contro chi. Però per la cifra investita è Non tranquillamente un sono uguale. cifre che non spostano, va, mettiamo. L'acquisto di Arkadiusz Milik Mm. ad oggi è un più o un meno, considerando che furono spesi un asterisco. 32 milioni? Lo so, è un asterisco. è un Allora asterisco. facciamo così, voglio sentire prima l'asterisco Sì. e al termine dell'asterisco, che presupponga un ragionamento, dammi un più o un meno. Allora è un asterisco perché Milik non ha mai dimostrato il suo valore a causa degli infortuni. Arrivò come sostituto del Pipita e partì anche molto bene la doppietta contro il Milan. Per me tuttora resta un giocatore forte Milik, lo sta dimostrando anche alla Juventus. A Napoli non ha dimostrato però il suo valore, se non per qualche, diciamo così, sporadico momento. Però il tutto io lo trovo condizionato dagli infortuni. Non possiamo far finta di nulla. Ha pagato 32 milioni, poi il Napoli l'ha rivenduto comunque a 12, ammortizzando parte del costo. Poteva essere sicuramente un qualcosa in più, però io non ascrivo né a Giuntoli né a Milik magari la cattiva riuscita dell'avventura Milik a Napoli, che pur qualcosa ha fatto bene, qualcosa anche male. Ci ricordiamo il gol divorato a Milano contro il Milan, la parata di Donnarumma, quello contro il Liverpool contro Alisson. Io se devo mettere, diciamo così, sul piatto della bilancia e più e meno, considerando anche gli infortuni, metto un meno. Alla fine metto un meno perché è vero, ci sono stati gli infortuni che, ripeto, hanno condizionato l'escalation e la crescita di Milik a Napoli, però da questo giocatore, soprattutto perché veniva a raccogliere l'eredità di Higuain, ci si aspettava molto molto di più. E io continuo a dire che è un ottimo giocatore, un attaccante Secondo molto Marek forte. Hamsik il secondo Reina non parava più. Non sono d'accordo, No, ragazzi. non sono d'accordo, ma non solo questione di parate, io provo a fare un discorso a 360 gradi. Ragazzi, Reina era uno dei segreti, cioè ti ha portato anche punti magari non parando, questo lo devi mettere in conto. Quindi, vista la cifra, a 2 milioni,
francamente un più avere Pepe Reina. Ha fatto anche alcune partite strepitose, mi ricordo la partita a Roma con la Roma, che il Napoli andò a vincere, mi pare col gol di Mertens, partita strepitosa di Rog tra l'altro lì, e Reina alla fine fece una parata pazzesca deviando sulla traversa. Quindi, considerando il costo 2 milioni, non credo che possa essere considerato un segno meno. Milik, concludo il discorso, per me poteva tranquillamente entrare tra i migliori anche 10 attaccanti d'Europa, Arkadiusz Milik, per le qualità che ha. Purtroppo a Napoli il suo percorso è stato costellato da sfortuna, da infortuni, poi alla fine le incomprensioni con la società. In generale io do tra virgolette un segno meno, ma con un asterisco bello grosso, perché poteva essere qualcosa che non è stato, e sulla bilancia io vedo più tra virgolette negatività che positività per me. Andiamo al telefono e diamo il buongiorno a Ciccio Marolda del Corriere dello Sport. Ciao Ciccio, come stai? Ciao Ciccio. Buongiorno, bene, grazie, buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Grazie innanzitutto a Ciccio per essere oggi qui con noi. Stiamo, con l'aiuto del nostro Emanuele Bernardo, il nostro regista, facendo un po' le pulci, diciamo così, anche se forse non è proprio il termine ideale. Stiamo tracciando un bilancio, ecco, di quelle che sono state le campagne acquisti del Napoli negli ultimi anni. L'ultima ha sottolineato le capacità di Cristiano Giuntoli. Stiamo allargando ancora di più il discorso. Se dovessi chiederti l'acquisto più azzeccato da quando Giuntoli è dietro la scrivania, dietro la direzione sportiva del Napoli, quale individueresti? Probabilmente Lobotka, che è quello che ha dato equilibrio, che ha dato più equilibrio alla squadra. Poi certo ci facciamo affascinare dai dribbling di Kvaratskhelia, ci facciamo affascinare dalle ultime cose, perché sono quelle più fresche della nostra mente, però credo che, e questo te lo dico perché penso che quello che sta accadendo oggi non è il risultato di questa campagna acquisti o della bravura contingente del direttore sportivo, del presidente, ma è la sintesi, è la somma, il saldo di quello che è stato fatto nel corso degli ultimi anni. Cioè questo Napoli non è nato oggi per caso. Questo Napoli, tra errori e cose fatte bene, è un Napoli che sta costruendo qualcosa da anni, fino adesso non ci è riuscito, speriamo che possa essere questo l'anno buono per riuscirci. Sì, Ciccio, stavo affogando, scusatemi. Stiamo continuando a vedere quella che è la grafica. A questo punto, se da una parte ci mettiamo, ti abbiamo chiesto quello che secondo te è stato l'acquisto migliore anche per il rendimento di Giuntoli, quello sul quale Ciccio Marolda aveva più aspettative e che in realtà lo ha, tra virgolette, deluso di più, qual è? Io non vedo la vostra grafica, quindi sì, non mi aiutate molto. Allora vado a farti un breve excursus, Ciccio. Allora, ci sono profili come, vado così a caso, Grassi, poi c'è Reggini, Milik, Pavoletti, Diavarà, Giaccherini, Rog, Maximovic. No, guarda, ti dico subito, dai quali mi aspettavo qualcosa in più, probabilmente sono proprio Rog e Diavarà, perché sono soprattutto giovani, ma con grandi doti, grandi qualità, e invece ricordiamo pagati 15 milioni a testa, appunto pagati anche bene, non pagati come Reggini o Grassi, però abbiamo preso un abbaglio tutti quanti probabilmente su questi due giocatori, che anche dopo non sono riusciti mai ad emergere. Quindi questo, e poi se devo trovare proprio qualcosa per una tirata d'orecchi fatta con molta simpatia al direttore sportivo, è l'aver assecondato, non aver secondato una campagna contro Meret, non averlo difeso e non aver visto in lui invece delle qualità che ci sono. A proposito di Meret, a questo punto Ciccio, ti aspetti anche tu un rinnovo a breve? Sì, io mi auguro che ci sia un rinnovo, ma penso di sì, perché poi non è che ci siano tantissime squadre
avrebbero bisogno di portieri importanti anche in quelle squadre italiane, però Meret penso che possa restare tranquillamente a Napoli, ovviamente adeguando anche il suo stipendio, magari con un biglietto di scusa per tutto quello che è accaduto quest'estate. Un biglietto di scuse che secondo me, ecco appunto, potrà essere, diciamo così, più convincente qualora fosse accompagnato, ecco, da una fiducia materiale, Certo, economica. certo. Parlavi di un adeguamento che era già sul piatto, diciamo così, già sulla scrivania si parlava di un adeguamento. A questo punto credo che Meret, assistito dall'ottimo agente Federico Pastorello, potrà anche chiedere, diciamo così, come diceva Riccardo, un cadeau, una sorta di bonus alla firma, nonostante chiaramente non sia ancora in scadenza, lo sarà a partire da gennaio, però voglio dire, credo che le condizioni attuali possano portare il giovane friulano anche, tra virgolette, diciamo così, a battere un po' di cassa. Guardiamo anche alla nazionale, dove c'è Meret, se l'è riconquistata con merito, l'estremo difensore. Possiamo parlare di blocco Napoli, e questo voglio chiedere a Ciccio Marolda se viene ad essere un aspetto positivo o negativo, visto che parliamo di una delle peggiori nazionali della storia. Di cominciare dal Napoli, tu dici. Ma è possibile perché un allenatore un commissario tecnico, un allenatore, non ha molto tempo per stabilire una filosofia di gioco, ma deve prendere il meglio di quello che c'è in giro. E onestamente in questo momento il meglio che c'è in giro è quello che mostra il Napoli in campo, quindi non mi meraviglia che il Napoli abbia 5, ora 4 perché Politano è tornato a casa, comunque tante presenze in nazionale, che possa contare sulla capacità, sulla filosofia di gioco del Napoli anche in nazionale è molto probabile. Quindi blocco Napoli sarebbe una grande novità. Noi siamo rimasti con molti anni indietro ai blocchi Inter e ai blocchi Juve, no? Ma siamo molto molto indietro con gli anni. Non parlerei di blocco Napoli, ma di una bella presenza e di un trasferimento della filosofia del gioco del Napoli in nazionale non mi dispiacerebbe. Ci ha provato secondo me per certi aspetti Mancini, la nazionale dell'Europeo per modalità di pressing e costruzione dell'azione mi ricordava dei tratti caratteristici del Napoli di questi anni, in particolar modo anche se Mancini ha Sarri. avuto sempre questo tipo di filosofia, poi non gli è estranea. Oddio, all'Inter non me lo ricordavo così giochista, caro Ciccio. Sì, all'Inter è vero, ma là le pressioni erano tante, erano caratteristiche dei giocatori anche, però libero di mente Mancini, se potesse, punterebbe anche al bel gioco. Sì, forse nel passaggio alla Fiorentina aveva dei tratti simili. Riccardo, se non ci sono altre domande salutiamo Ciccio. No, saluto e abbraccio Ciccio. Grande Ciccio, è sempre un piacere poter parlare con te. Arrivederci, grazie a voi, un saluto a tutti. Grazie a Ciccio Marolda del Corriere dello Sport. Riguardiamo la grafica e vediamo dove era arrivato. Allora, ho segnato 3 positivi: Allan, Chirichesh, Reina, abbiamo detto Milik asterisco, Sirigu sicuramente, no vabbè, Sirigu forse non lo sappiamo. Non lo puoi valutare, l'ha mai giocato. Non lo sappiamo, non ha mai giocato. Allora, negativi invece, ci abbiamo l'X per Grassi, negativo, Valdifiori, negativo. Attenzione però, Yusai positivo, quindi va messo un'altra X qui tra i positivi. Poi c'è Reggini, negativo. Positivo e negativo. Sembra il Covid. Sì, esatto. Qui mettiamo, diciamo, uguale Plus per Maiello, minus, Dezzi, Cialobana, Ore, sì. Milik, mi torna anche lui negativo. Siamo 4-4. Sì. Pavoletti, 18 milioni. Negativo, dai. Però poi ovviamente adesso noi stiamo facendo questo che è un giochino, sì. Ricordiamocelo, è un giochino. Giuntoli li compra, poi stai agli allenatori a metterli in campo. Ok, allora ti chiedo, di quelli che abbiamo... Se Sarri chiede Pavoletti e dice sì, Pavoletti mi sta bene e poi gli fa 2 partite, non è che la colpa è di Giuntoli che l'ha portato. Magari a Giuntoli è stato chiesto, guarda, fammi a prendere Pavoletti e poi non me l'hai fatto giocare. Io non me la ricordo richiesta di Sarri richieste non le facevi, però...
No, allora, non è che Giuntoli si seguo sveglia la mattina e dice vabbè vado a spendere 18 milioni per favore. Sul discorso se l'allenatore ci mette del suo, sono assolutamente d'accordo con te. Però mi fermo lì perché poi sulle richieste io Sarri non mi ricordo abbia chiesto No, chiedeva i ruoli più che i giocatori. Esatto, no, però allora parliamoci chiaro, Riccardo, lo sappiamo che nelle segrete stanze qualche input lo dava anche Sarri, è ovvio, lo fanno tutti gli allenatori, anche tu fossi allenatore del Napoli diresti oh ma quel Cristiano Ronaldo, faccio un esempio, prendetemi Emanuele Bernardo, esatto, tu che lo conosci primo nome bene. della lista. Il primo nome della lista. Mi fa venire in mente la lista di Benitez. Appunto, certo, con David Lopez che era il 13esimo. No, 16 andava. 16, o 16esima pagina, non lo so, comunque. Fantastico, altro grande passaggio. Zielinski, 16 milioni. Al di là di tutto, dai ragazzi, positivo, dai. Ma assolutamente okay, sì. ok. Pensavo dicessi negativo. Diavarà, andiamo sul negativo, e qui pure c'è problema. Ci si ricorda il gol 15 milioni. Ci si ricorda il gol al Chievo e io mi ricordo la partita con Real però. Fece una partita con Real il primo tempo a Madrid. Sì, io ero là mamma mia, lì fece un partito. Infatti lì mani nei capelli all'epoca. Anche lì dici, è un giocatore che ce l'ha, ma non si impegna, un po' come le pagelle alle elementari. Quindi là ci mettiamo molto colpa di Sarri o più colpa di Jorginho? Perché poi alla fine, se ci pensi, anche lui si è trovato ad avere una sorta di mostro sacro là davanti. Ti avrei detto colpa di Sarri, ma alla Roma ha fatto lo stesso. Quindi non ha avuto lui la crescita che ci si aspettava, non è solo colpa di Sarri. Su Tonelli secondo me non siamo d'accordo, lo sai? Allora, per me è positivissimo. Pure per te, Ricca, anche per me è positivo. Tonelli, io volevo litigare un po', non ci sono ancora riuscito. Andiamo avanti. Giaccherini 1,5 è positivo. Fatto niente, Giaccherini a Napoli. 1,5. Sì, ho capito, però ho fatto niente. Veniva dal grande europeo. Certo, Sarri non lo fece mai giocare, Qualcosina io mi ricordo che ha fatto il buon Giacomo. Non mette e non toglie, secondo me. La lasciamo uguale? No, vai, metti tu il negativo, per me non mette e non toglie. Cioè... Allora lasciamolo uguale. Leandrigno, pure lì non mette e non toglie. Rog, si becca un'altra X per quanto riguarda... perché a me piaceva tantissimo. A me all'epoca piaceva Piazza. Il Napoli seguiva sia Piazza che Rog. No, a me piaceva Rog. Io speravo in Piazza. No, io speravo in Rog, infatti ero molto felice all'arrivo di Rog. Giocatore mi piaceva molto per strappo, per forza fisica, e anche lui non è mai riuscito a dimostrare. Io ricordo quelle 2 partite che non giocava mai, poi quasi a furor di popolo fu messo da Sarri, a Roma con la Roma e non ricordo l'altra partita. Però a Roma con la Roma fece un partitone, fece un primo tempo pazzesco. E lì dice, io speravo, finalmente stiamo vedendo Marco Rog. E invece poi è rimasto purtroppo un incompiuto. Poi il passaggio a Cagliari, anche lui sfortunato, la rottura del crociato, doppio infortunio, quindi anche lì però non si può mettere segno più purtroppo. E ne sta per arrivare un altro, forse uno dei peggiori. Perché lì, accanto al nome del buon Nicola Maksimovic, ci sono 2 cifre, un 2 un 6, che insieme ricordano 50 miliardi del vecchio conio. Per quanto pagato, ma non si discute neanche negativo. 50 miliardi del vecchio conio, ma all'epoca cos'è che andò storto? Tutto praticamente. La trattativa con Cairo innanzitutto arrivava che lo fece strapagare. Sì, strapagato, arrivava dalla difesa a 3, ci mise una vita per entrare nel sistema di Sarri. Sarri poi lo mandò via in prestito allo Spartak, tornò e di fatto non ebbe quasi spazio successivamente. Anche con Ancelotti che prova ad inventarselo come terzino destro in qualche partita di Champions, però a parte qualche partita non ha mai convinto e per quello che è stato speso è assolutamente negativo. Roberto Inglese. E chi l'ha mai visto Roberto Inglese a Napoli? Qualche volta a Di Maro? Quindi lo possiamo mettere in stand-by, dai. Sì, certo, è stato rivenduto bene anche lui al Parma, quindi praticamente si è uscito quanti 0-0. E mi dice Bruno Galvan, vedi, fai notare che poi praticamente quasi mai minusvalenze, però tra l'altro però l'avevamo effettivamente dopo lo sentiamo Bruno, certo, perché mi interessa. Ma io volevo pure Bruno dopo qua, la facciamo rivedere la grafica no, dico dopo lo sentiamo Bruno proprio su questa grafica. Sì, no, ne stiamo valutando. Stiamo valutando gli acquisti e l'impatto tecnico, Bruno. Poi è chiaro che ma aggiunto le un mago. Abbiamo detto, no, ma l'abbiamo detto proprio, l'abbiamo detto in apertura. L'abbiamo detto in apertura. Sì.
la capacità di vendita di Cristiano Giuntoli anche quest'anno è stata ancora una volta spettacolare. È stata una volta spettacolare ed è anche quello, insomma, che lo rende uno dei migliori in circolazione. Diciamo però adesso stiamo parlando del peso sì, specifico che hanno avuto i calciatori anche con la maglia ci sono tante variabili, ripeto, l'impatto, gli infortuni, gli allenatori, i moduli, come l'hanno giocato, chi c'era in rosa magari come alternativa, quindi diciamo, il nostro è un po' un giochino di passatempo per questa benedetta o maledetta sosta delle nazionali. È ovvio che poi in generale io credo che l'operato di Giuntoli non sia positivo, sia strapositivo tra acquisti e cessioni. No, vabbè, ci sta, no, questo è il mio, poi magari, chiaro. Poi magari vedo che ci sono più minusvalenze, però l'impatto delle plusvalenze è maggiore rispetto a quelle, però poi dopo lo concludiamo. C'è al telefono qualcuno che conosce molto bene il calciomercato, possiamo chiedergli anche dell'operato di Cristiano Giuntoli, oltre di un calciatore che sta facendo davvero molto bene. In collegamento telefonico con noi c'è l'agente Bruno di Napoli. Ciao Bruno, come stai? Ciao Bruno. Buongiorno a tutti. Grazie innanzitutto per essere oggi qui con noi. In questa pausa per le nazionali, visto che Cristiano Giuntoli ha fatto un grandissimo mercato, ci siamo presi qualche minuto per valutare, per fare un bilancio, diciamo così, anche le sessioni precedenti. Vorrei sapere cosa pensi a questo punto del lavoro del DS del Napoli in questi anni. Allora, io penso che il direttore Giuntoli ha fatto un grandissimo lavoro perché sono riusciti ad abbassare l'età media e il monte ingaggi migliorando la squadra. Quindi, ma naturalmente il direttore è una persona che comunque fa calcio da tanti anni e ogni volta scopre, tira fuori dei giocatori che magari inizialmente c'è un po' di scetticismo perché magari qualcuno va dietro a qualche nome, invece alla fine si riconferma che ha sempre ragione. Quest'anno penso che con il Napoli abbia fatto veramente un capolavoro, perché comunque prendere giocatori giovani, quindi motivati, abbassare l'ingaggio, il monte ingaggio e ottenere dei risultati importanti, perché ad oggi il Napoli comunque è una macchina perfetta, perché chiunque giochi e subentra fa benissimo, quindi è stato costruito, è stato un abito proprio a misura di come voleva secondo me Spalletti, e naturalmente Giuntoli insieme al Pompilio hanno fatto sì che trovassero dei giocatori che erano funzionali a quello che cercava il mister. No, allora io ovviamente resto sul Napoli, però poi dopo dobbiamo chiedergli anche di un calciatore che non sta facendo bene, sta facendo benissimo, che magari, sai, Napoli, Bari potrebbero essere insomma in orbita, perché no? No, Bruno, ti volevo chiedere ancora del Napoli in questo momento, perché sai, non è facile andare a fare mercato, soprattutto quando, tra virgolette, c'è bisogno di rispettare dei paletti prefissati e di abbassare quello che è il monte ingaggio. Io credo che il Napoli in generale, Giuntoli e De Laurentiis si siano mossi molto bene, mettendo al primo posto questo obiettivo, quello di abbassare il monte ingaggi. Questo che cosa mi porta a dire però? Ed è più che altro, ancora una volta, una riflessione che faccio ad alta voce anche con i nostri telespettatori. In molti sono convinti che il calciomercato si basi sui grandi nomi, cioè se compri il grande nome l'equazione è vinci. A quanto pare, ancora una volta, non solo il Napoli, sta dimostrando che in realtà nel mercato attuale, più che i soldi, più che i nomi, servono le idee. E queste idee effettivamente il Napoli e Giuntoli e De Laurentiis stanno dimostrando di averle, non so se sei d'accordo. No, soprattutto in un momento così particolare di crisi, post pandemia, dove io sentivo un annetto fa anche Paratici, il direttore Paratici, che diceva bisogna fare un mercato, bisogna inventarsi delle cose, avere delle idee, non andare a prendere appunto giocatori, diciamo quello costa 80 milioni, oppure c'era spaventata l'ipotesi di Cristiano Ronaldo a Napoli. Quelle non sono idee. Oggi penso che Giuntoli e De Laurentiis hanno dimostrato che al di là dell'aspetto economico ci vogliono le competenze, e Giuntoli penso che sia uno dei direttori che abbia più competenze in Italia, perché competenze e conoscenze, che è un direttore che è venuto, che comunque ha fatto tutta una trafila, quindi conosce tutto e tutti, vi posso assicurare, è attento a tutti i calciatori, è attento appunto al mercato estero, andare a prendere giocatori che apparentemente possono sembrare sconosciuti, ma invece
sono giocatori di valore e ti ripeto, secondo me ha dimostrato con i fatti sta ottenendo dei risultati. Bruno, allora a questo punto ti chiedo se avete parlato anche di Walid, per chi tra i pochi in questo momento non lo conoscesse, è stato convocato chiaramente dalla nazionale del Marocco dopo, pensate, 10 gol in 8 gare tra campionato e Coppa Italia. Mica codica, mi verrebbe da dire, utilizzando il linguaggio oxfordiano. Nazionale del Marocco, Bari che vola, la domanda, ripeto, è quella di prima. Non è che ne avete mai parlato con Giuntoli, Bruno? No, al momento non c'è stata nessuna chiacchierata, ripeto, ma in questo momento Walid sta facendo benissimo lì a Bari e quindi sta facendo il suo percorso con il Bari, che anche lì hanno dimostrato grandissima competenza, perché comunque stanno ottenendo dei risultati importanti, sia quindi il binomio De Laurentiis Luigi con il direttore Polito. Ad oggi anche loro hanno creato, penso, qualcosa di importante, andando a prendere appunto magari qualche giocatore, in questo caso come Walid, che magari 2 anni fa per tantissimi era sconosciuto. Il direttore Polito invece ha fortemente creduto in lui. Oggi che Walid si trova in nazionale è una grande soddisfazione per tutti, per il ragazzo, per me che lo seguo da quando sono 5 anni che ho creduto sempre in questo ragazzo, e naturalmente il Bari che ci ha puntato, perché comunque l'anno scorso prendere un giocatore in una piazza dove devi vincere per forza, dove magari l'anno prima era stato al Manto e l'Arezzo, qualcuno magari poteva storcere il naso, invece hanno creduto fortemente nel ragazzo e oggi sta facendo un percorso importante. Sappiamo che lui continui su questa strada, è un ragazzo molto umile e ambizioso, quello che io dico è affamato, ogni partita, ogni allenamento cerca di migliorare. Poi da qui a quello che sarà il futuro non lo possiamo sapere, non ci poniamo limiti. Ad oggi dobbiamo ringraziare il Bari per la grande opportunità che gli sta dando. Qual è il suo ruolo ideale? È un attaccante particolare perché fa della forza fisica una delle sue qualità migliori. Io in passato l'ho paragonato con le mie occasioni a Boksic, perché è un cambio di passo importante. A Bari l'hanno utilizzato anche a volte giocando in coppia con Antenucci. Secondo me è un giocatore che ti attacca molto la profondità, che ti spiange, è un giocatore che si sacrifica, quindi il suo ruolo ideale secondo me può giocare, dipende da quello che vuole un allenatore, perché magari in un 4-3 vuoi il centravanti che ti attacca la profondità e lui è devastante, un po' come le caratteristiche tra virgolette, sempre con le dovute proporzioni, di Osimhen. Invece cerchi un centravanti che viene nel 4-3 incontro per gestire la palla e per far giocare la squadra, secondo me non è ancora questo giocatore. Con il tempo ci arriverà perché ha grossi margini di miglioramento, quindi ha queste qualità, può giocarsi esterno appunto perché ha questa progressione che considera che negli anni precedenti è un giocatore che ha fatto sempre tantissimi assist, si è sempre procurato tantissimi rigori, quindi è un giocatore secondo me un attaccante moderno, appunto perché unisce qualità fisiche a qualità tecniche importanti. Ci hai detto che non ne hai mai parlato con Cristiano Giuntoli e ti crediamo, chiaramente Bruno, però non sbagliamo se diciamo che il sogno sarebbe anche, ecco, magari un giorno vestire una maglia importante come quella del Napoli. Allora, ad oggi ti posso dire che lui sta benissimo a Bari, è stracontento perché vive la città ed è stracontento perché Bari oggi è una piazza importante, una piazza che vale una squadra di Serie A. È normale che poi ci possono essere altri palcoscenici, però ad oggi Bari, io lo seguo spesso, visto la partita con il Palermo, sono 30.000 spettatori, è una piazza che magari in Serie A non ci sono piazze con tutto questo seguito e con tutto questo calore. Veramente Bari può essere paragonata a Napoli,
c'è un legame forte lì con i tifosi, con la piazza, perché è un giocatore che si fa voler bene, quindi è stato subito apprezzato da tutti. Poi un domani non si può sapere, però è normale che l'augurio è quello di arrivare ad oggi di Serie A con il Bari. Staremo a vedere. In ogni caso, Bruno, ti facciamo i complimenti, magari da girare allo stesso Walid, e chiaramente in bocca al lupo per il futuro. Grazie per essere stato oggi con noi. Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro. Grazie ancora alla gente. Bruno di Napoli, riprendiamo il giochino, ti va? Vai. Dove eravamo arrivati? Eppure abbiamo parlato di mercato, vedi oggi. Alla fine, alla fine, ti tocca. alla fine Ti ci tocca, tocca, caro sì. Riccardo. Eravamo arrivati alla croce per Maksimovic su Inglese, ci eravamo un po' impantanati. Possiamo dire, dai, non lo sai. Non è stata una minusvalenza, quindi però lo lasciamo così. Segno uguale. non ha impattato, ecco. Adam Unas. No, per me è un no, come dicono in qualche programma. Tu dici per me no, sto provando a capire se posso controbattere o no. Perché? Se riesci ti faccio gli applausi. Perché pure lui non è stata una minusvalenza. No, vabbè, ma infatti non stiamo parlando adesso di minusvalenza o altro. Però altrimenti, se consideri minusvalenza, praticamente quasi nessuna di queste è minusvalenza, e quindi sarebbero tutti segni più. Hai ragione. Quindi non parliamo della cessione, se no il giochino finisce. Come impatto a Napoli, fatto poco. Parliamoci chiaro, ha fatto poco. Spalletti l'anno scorso aveva visto in lui il calciatore di strappo, capace di fare la differenza sulla tre quarti. È stato accontentato una volta su 10 praticamente poi dalle prestazioni in campo. Quindi sì, si becca anche lui un meno. Mario Rui, ritorniamo a mettere tranquillamente il più. Sì. Forse ne possiamo mettere anche 2, visto che praticamente arriva per fare la riserva di Fosiculam e si ritrova a fare il titolare di una squadra che lotta per lo scudetto per anni. Il professore, il maestro. Ha assolutamente un segno più, il buon Mario Rui. Younes, Milic, Nonostante anche lui si è preso qualche volta critica. Mashash, credo che possiamo dare tranquillamente dei segni uguali, visto che l'hanno tolto e messo, senza portare a degli esborsi particolarmente importanti. Anzi, fatto anche plusvalenza. Quindi. Sì, vero, però qui abbiamo detto che non giudichiamo la plusvalenza, semplicemente l'impatto. Sì. Però poco. E qualcosina aveva fatto. Fabian Ruiz sembrava poter fare chiaramente ancora di più. Fabian è assolutamente un più. Fabian è chiaramente un più. Ciciretti anche lui, e qui torna un altro meno. Forse uno dei più gravi, tra virgolette. Forse è uno degli errori più diciamo così, marcati. Su Verdi un'idea me la so fatta. Grandissimo calciatore dal punto di vista tecnico, poi purtroppo esistono quei giocatori che certe piazze bravo. le soffrono. Allora, io non dico che non sto parlando di piazze d'alta classifica, sto parlando di piazze calde, tipo il Torino. Il Torino non ha ambizioni da scudetto, da Champions, lì ha fatto male. ma è comunque una piazza molto calda. E ha fatto male. E lì ha fatto male. Verdi fa bene a Bologna, dove magari la pressione non è la stessa. Sto dicendo che è una biblioteca la curva del Bologna, ma sto dicendo che è un tipo di piazza diverso rispetto a Torino. Salerno pure è una piazza calda, però ovviamente hai altri obiettivi. Quindi non è forse il calore della piazza quanto gli obiettivi per Verdi. Secondo me fa bene in una squadra di centro classifica. Lì può far bene. In una squadra con pressioni per vincere lo scudetto o arrivare in Champions, fatica. Kevin Malqui. Segno meno. Altro? Anche per lui. Sì, perché poi 12 milioni pure lui. Ci aspettavamo qualcosa in più. Ha preso poco. Credo che errori su errori, alcuni clamorosi, quindi ha fatto anche buone partite, però poche. Poco, molto spesso Ancelotti lo condannò quasi con quel sopracciglio alzato. Ricordo che l'amico Francesco Modugno era un amichevole, non ricordo se in Inghilterra, in Scozia, in Gran Bretagna, comunque gli chiese dell'acquisto di Kevin Malqui e alzando il sopracciglio Ancelotti rispose: chi? Appunto. Era già arrivato, era già arrivato e Ancelotti rispose: chi? Ad intendere che, diciamo, non c'era particolare propensione verso questo calciatore, che poi alla fine è arrivato anche a scadenza. Vinicius lì super plusvalenza, super pure plusvalenza, se non lo stiamo valutando, però non lo possiamo valutare, sicuramente non mettiamo un meno ma neanche un più. Meret fino a luglio avremmo detto meno. oggi dobbiamo dire più.
Oggi dobbiamo dire più. Oggi dobbiamo dire più. Stiamo Oggi parlando, c'è poco da speriamo che fare, rinnova, dobbiamo quindi. dire più. Si parla di rinnovo, è il secondo portiere della nazionale. Sì. Grande fiducia in questo momento. Oggi è davvero un più. Sembro Marzullo, mi sto facendo le domande e mi rispondo da solo. Ma è davvero un più a Sì. 26 milioni. 26 milioni, ma fa, cioè capito? Ma fa 26 milioni. Non son pochi. Gli do fiducia, sì. Non dai. sono pochi. Però alla fine, dai, sulla fiducia si becca anche Gli do un più. fiducia e Carnesis, insomma, è rientrato poi anche nell'affare Osimhen, si becca un Vabbè, uguale. un uguale si anche becca lui. un uguale grande. Ospina, Ospina più. super più anche per Ospina. Vabbè, Ospina super più. Di Lorenzo. Di Lorenzo super più. Mega più. Diventa il capitano. è E un poi super arrivano più. due meno. E qui, addirittura. Sì, dai, 42 milioni. Allora, per Manolas non ci piove. È Manolas almeno un grande super- quanto una casa. un super me. Ma a Lozano un po' di fiducia non gliela vogliamo dare. Ragazzi, ancora. ha fatto pochi mesi positivi. Lozano è di continuità con Gattuso. Il resto no. E io sono un estimatore di Lozano, lo l'ho so, sempre detto dal ricordo, primo minuto. lo prendesti anche al canale Fantacalcio. Esattamente, e a maggior ragione che l'ho presi al Fantacalcio e che ci ho sempre creduto. Ad oggi a me Lozano non mi ha convinto. È un meno. Aspettavo ben altro impatto da parte di Lozano. Per 42 milioni mi aspettavo ben altra. Altro segno negativo, Llorente è un positivo. Come no? Veramente Voglio. un positivo. A Gol parametro pesante. zero, gol pesante. Gol pesante. Poi mi assomiglia Parametro pure, zero, anzi poi io va assomiglio- così. Io assomiglio a lui, quindi. Anche solo per simpatia, allora diciamo così. Lobotka, classica frittata che si gira, ad oggi Sì. è un ultra positivo. Addirittura Ciccio Marolda ha detto il migliore. Ci può stare per quello che Ciccio sta Marolda ha detto il migliore. per quello che sta portando adesso. Il migliore addirittura. Vabbè, dopo magari 20 continuiamo, milioni. perché comunque sono 21 milioni. Io so non poco. tengo, allora, considera che io tra i, diciamo, se dopo facciamo il giochino di quello migliore, qualità, prezzo, eccetera, eccetera, non metto quelli di quest'anno. Perché quelli di quest'anno è ancora troppo presto. Cioè, Kvaratskhelia può diventare il migliore in assoluto, però ad oggi io ancora non lo metto perché sono passate 7 partite e non possiamo fare delle valutazioni su 7 partite nonostante stiano facendo qualcosa di molto molto importante. Continuiamo, facci rivedere la grafica, Emanuele, faccela esaminare e qui abbiamo un altro meno. Petagnone? Ma 16 e mezzo, qualche gol pesante l'ha fatto Petagna. Allora, quando vedi Raspadori e Simeone in Sì, mezzo al vabbè, campo, però non vedo- ringrazi il dio del calcio? Sì, ho capito, però l'anno scorso non ce li avevo. Poi sono arrivati anche grazie a Petagna, diciamo, No, alla però cessione per di farti Petagna. capire che il Guarda, io su dislivello è Petagna, importante. su Petagna non lo metto segno meno. Non lo metto il segno meno per quello che ha giocato. Allora ragazzi, diteci la vostra. Io dico segno meno, Riccardo Aspetta, dice aspetta, segno sì. più, Devo quindi vedere un attimo pure le statistiche. dateci per qualche spunto, prendetevi qualche secondo, diteci la vostra se per voi Petagna dovrebbe ricevere un segno meno o un segno più. Per me è un meno. Io per quello che mi aspettavo da Petagna, francamente, ha fatto il suo. Io ne ho parlato sempre bene, perché era il terzo del Napoli, non era nemmeno il secondo, era il terzo, perché quando non c'era Osimhen toccava a Mertens fare la prima punta, quindi era il terzo e diceva ragazzi, ma come terzo attaccante è ottimo, però il terzo attaccante è pagato 16 milioni e mezzo. Tutto ok, però 16 milioni e mezzo, 1000 minuti l'anno scorso, 4 gol, 5 assist. Oh, In 1000 minuti in 1000 minuti ha fatto 4 gol e 5 assist. quindi un contributo ad un scusatemi. gol Con gol anche decisivi, perché ha fatto ogni gol 100 anche minuti, decisivi, praticamente. sì, gol decisivi. un contributo ad un gol ogni 100 A minuti. Salerno, no, dov'era? A Benevento 2 anni fa, a Genoa, cioè, e questo solo l'anno scorso, poi 2 anni fa ti dico pure nel Napoli quanto ha fatto, sempre giocando pochissimo tra l'altro, l'anno precedente 5 gol e 3 assist in 1400 Finora arrivano 3 minuti. voti e sono tutto per il positivo. Ah Io no, dico- no, sono 2 uguali. Petagna uguale, Tore Falanga pure dice uguale, Marek Hamsik dice ha ragione Riccardo, Petagna ha fatto il suo d'accordo con Riccardo, quindi 2 uguale e un più. Per me ha fatto il suo. Per me ha fatto Dai, dateci un sicuramente altro il così suo. ci fa decidere se è un uguale o se è un uguale o un più. Chiede Che dici tu? Dove Lauritano meno. Ah, Lauritano è un Lauritano meno. Lauritano è un Petagna meno. uguale, simpatico. Ho Simpatico. capito ragazzi che è simpatico, Sì, ma qui non stiamo stiamo dicendo. dando le battute però. Petagnone più, Petagnone più. Ah, Vai, è Giovanni andata più. Trapani, dai. Giovanni Trapani va Ci a sta, risolvere, ci sta, Petagnone. va a risolvere la querella. Però adesso speriamo che il Monza si salvi. Petagnone più. Perché Elmas. ha spaccato la chat Petagna. Elmas.
99, dai, molto considerato da Spalletti. Manuele Bernardo, dici la tua nelle Lo sai che Elmas voglio non lo sapere so. su Elmas. A me piace, quindi io ti dico, Ha detto meno. lui dice meno. Lui Io dice ti dico meno. più. Io ti dico Lui più, dai. dice meno, lui dice meno. Elmas è complicatissima perché ancora oggi Elmas Che ruolo è? è un'incognita. Elmas è complicatissimo da andare a valutare come acquisto di Cristiano Giuntoli perché sì, ancora sì. oggi non possiamo sapere se effettivamente Io dico è una più, mezzala, dai. è un esterno, è un sottopunta, come si dice oggi, è un Dico trequartista. più perché ha le qualità per diventare un grande più. No, io dico uguale. Tu dici uguale. Alla fine secondo me ce la dobbiamo cavare con un uguale. Lasciamolo così, dai. Mettiamolo in stand by. Vabbè, metti tu il voto definitivo, io faccio, tu Dai, fai è il un uguale. professore, io sono Dai, è un uguale, è un uguale. C'ho Demme. l'assistente. Demme è un più. Sì, Demme A è un parte, più. vabbè, non è proprio di Giuntoli, questo lo sappiamo, fu una richiesta specifica di Di Gennaro Gattuso. Gattuso che Lobotka lo conosceva e non lo conosceva. Invece merito a Giuntoli di aver insistito, di aver detto ok caro Rino, io ti accontento, andiamo a prendere anche Demme perché ci sono condizioni favorevoli, però sto Lobotka io lo porto qui, dagli un'occhiata che è forte forte forte, quindi merito ancora una volta a Cristiano Giuntoli. Per Demme dai, possiamo dare No, tranquillamente è il più, è più. Poi è stato sfortunato agli infortuni nell'ultimo anno, però ha fatto bene anche nell'anno di Gattuso. Insomma, il Napoli cambiò volto lì, anche grazie soprattutto a Diego Demme, quindi no, assolutamente in più. Politano altro più tranquillamente, mi sa che anche a 23 milioni non ci sono dubbi, no? Diciamo in questo momento sti due rigori ci hanno dato un plus in più, va? Dai, Perché no? altrimenti... No, sì, è sicuramente un più. Però, Rachmani si becca un però altro è più. un più vicino a un uguale, cioè non mette e non toglie, perché da 23 milioni e mezzo mi aspetto quello. Ho capito quello che vuoi dire, sono capito. d'accordo con te. Cioè non è che dici cavolo, è un affarone, cioè, è un affare, ci sta, è il giusto prezzo. È il giusto prezzo, Ok, il però prezzo è giusto. spesso e volentieri si incappa anche in degli errori e ti dico più perché secondo me con Spalletti ci sono ancora margini. Cioè Spalletti quest'anno può tirare qualcosa sì, fuori da bravo Politano Emanuele, ancora di più. Bravo Emanuele, sì, però sono d'accordo. Che dice Emanuele? No, dicevo una cosa in chat che Ah, c'è ok. un cretino che scrive cose stupide. Chi è sta animale? No, l'abbiamo Ah, bannato, subito, non è perfetto. inutile neanche andarlo a leggerlo. Chi è sta animale mi è piaciuto. Con tutto il rispetto per gli animali, che magari avere animali... Ce ne abbiamo visti troppi, ragazzi. che stavi dicendo? Basta, Mi sono- a un mi certo sono- punto uno no, si rompe basta. anche le scatole. Esattamente. Su Politano che alla fine eravamo d'accordo. No, è giusto, quest'anno poi becca il più. modo di giocare di Spalletti secondo me lo sta anche premiando più, in generale gli esterni. L'anno scorso c'era uno stile di gioco dove gli esterni faticavano un po' di più, quindi questo va considerato, quindi sì, un più, un leggero più, ma Sarebbe beccato anche Amir Rachmani. a voglia. Hai voglia. Temue Bakayoko. Rachmani è tra l'altro in trattativa per il rinnovo, come ci ha detto Temue il nostro Bakayoko, non so se mettere un uguale o un meno. Porca miseria, qua vedi. Su Temue Bakayoko non so se mettere un uguale o un meno. Secondo me ci va un meno. Ci va il meno, però prestito. Però è proprio poco. Proprio, Cioè, è proprio l'hai poco. proprio pagato. Cioè, se l'avessi riscattato era un meno gigantesco. Esatto, però essendo così, Che guaio l'ha fatto Timue. Buttaci un uguale. sì dai, mettiamoci un uguale. E qui Victor, non sono 70 milioni. Sono 50. Continuo a dirlo. sono 50, però Dai, sugli più. annali figurano No, dai, 70 dai, e noi mettiamo è 70. un più, è un più. È un più? Sì, Victor è un più. È un attaccante diverso, lo so, 70, non so 70. Allora, facciamo che sono 50. Dai, Victor. Sono 50. Ha i suoi Hai pagato limiti 50 forti. milioni, un attaccante che ad oggi è stato molto... Sì ragazzi, manca Kim, abbiamo visto, lo andiamo chiaramente ad aggiungere. Però dico, 50 milioni per un attaccante che ad oggi si è infortunato spesso, a volte non per colpa sua, a volte per colpa sua. A volte non per colpa sua, a Sì, volte però per ti colpa condiziona sua. il gioco, Di quelli che ti condizionano il gioco non è sempre un fatto positivo. no, però lui, guarda che lui è vero, avrà dei limiti tecnici e questo non l'abbiamo mai Riccardo, nascosto. hai mai visto un controllo orientato?
Ho Hai mai capito, visto- però hai mai visto un corto lungo? ti favorisce anche gli altri. Emanuele Bernardo, che cos'è il corto lungo? Tutto quello che vuoi, però Bravo, hai visto? Ce l'ha fatto proprio il Ha movimento lì in regia, ha fatto Cavani. andare incontro e poi andare in profondità. L'ha Cavani, fatto. per esempio, guardate i video di Cavani, corto lungo. bravo, esatto. Quello è il corto lungo. L'abbiamo mai visto? Sì, ma non ce l'ha nelle caratteristiche. Non ce l'ha. Mannaggia, sei velocissimo, dovresti fare solo questo. Non ce l'ha nelle caratteristiche, che tecnicamente Osimhen non ce l'ha questo. Però, secondo me, per tutto il resto, lo so che Emanuele dice Uguale, io voto per uguale. no, io voto per il più. Io pure l'ho preso a perché- Fantacalcio. lo so, ragazzi. Io pure l'ho preso a Che Fantacalcio. cavolo avete preso a fa? Scusate. perché fa gol. E allora vedi che è un più. Allora ha ragione Galliani, gli attaccanti non si vedono Ma in base scusate, ma in Luca base ai Toni, numeri. ma Bobo Vieri che erano fenomeni. Bobo Vieri, no, Riccardo. Bobone era... Riccardo. ho capito, Riccardo, hai detto però... Bobo Vieri, Riccardo. ho capito, però secondo me... Non puoi dire Bobo Vieri mentre parliamo di Osimhen. Secondo... No, là sto facendo paragoni Ok. perché non è col tipologia di giocatori. Però ti dico che ci sono delle caratteristiche in determinati centravanti. Osimhen ha le sue caratteristiche. Se Osimhen lo valuti solo per quello è un più, perché se Osimhen gli butti palla in aria alta la prende 9 volte su 10. Se Osimhen gli chiedi prendi palla, scartane 3, fai il movimento orientato e roba varia, dico, vabbè, allora non hai mai visto, vedi la non chat, hai mai visto vedi la giocare chat, vedi Osimhen. la chat. Allora, Torre Falanga, 70 è un meno. Ma non 50 è 70, ok, continua e a 50 è un uguale, dice. Dice a 50 è un uguale. Per me è un più. Francesco dice Osi più, Angelo Izzo dice Osi più, Victor è un più. Quindi, però Beh, vedi, sì, per me Giovanni è un più. un uguale. No, Mare nel Camsic senso- per Vincenzo non ne buono nessuno. Ragazzi, ho È preso un il sacco di più, discorso, ma perché? è il discorso un po' alla Politano. Secondo me 50 milioni è un prezzo che ci sta. 70, ragazzi, non è stato pagato 70 milioni, continuiamo a dirlo. Poi riuscirà in queste cose dei bilanci 70 milioni, non è stato pagato 70 milioni. Quindi, per me a 50 milioni è un prezzo giusto per Victor, che ha ancora margini. E allora vogliamo che è mettere forte. uguale a Politano e a... Mettiamo uguale a Politano Mettiamo e uguale, Osimhen. mettiamo uguale. Ci Per sta. me è anche un piccolo più, perché Osimhen è vero, magari non solo i gol, però ragazzi Osimhen ti condiziona. Cioè guarda la partita con Liverpool, cioè Osimhen te l'ha condizionata quella partita, anche senza segnare, anche sbagliando un rigore. Osimhen quella partita te l'ha condizionata, perché i suoi movimenti, il suo dar fastidio agli avversari, mette in condizioni gli altri di far bene. Cioè per me Osimhen, adesso ha fatto bene Simeone, fa bene Raspadori, per me continua ad essere un attaccante importantissimo per il Napoli. Cioè l'attaccante titolare del Napoli resta Victor Osimhen. Ragazzi, non stiamo vedendo la rivendibilità futura, anche perché altrimenti sarebbero tutti No, più. vabbè, tutti più. Anche perché altrimenti sarebbero tutti più, perché è chiaro che qui quasi minusvalenze quasi non ce ne stanno. No, O ragazzi, almeno non comunque non stavo importantissime. facendo il paragone di Bobo Vieri in termini di gol, stavo dicendo magari uno che non ruba l'occhio ma che è efficace. Non ho detto, cioè Bobo ha fatto cose pazzesche, era uno che... No, ma poi... Io Bobo, pensa, Haaland lo paragono a Bobo. Esatto. Cioè Haaland io lo paragono a più forte Haaland, con tutto il bene per Bobo. Perché Haaland, ragazzi, c'ha delle medie, cioè Haaland si sveglia la mattina fa gol. Apre gli occhi e segna. Ti dico sì. Però è quella tipologia, tecnicamente è quella Bobo tipologia, era più forte. Bobo, sicuramente ha fatto dei gol importanti. Bobo. Quel tiro a giro contro il Parma, E su te lo ricordi? il René? gol con l'Atletico, Il gol con l'Atletico dalla dalla linea di fondo, fondo, dal quello fondo. gol Era importantissimo. Gran bel giocatore. E... Dai, diamogli due uguali, dai, diamogli due uguali. Tra diamogli. l'altro abbiamo scoperto che il nostro Emanuele Bernardo vuole sabotare il Cristiano Giuntoli. Perché ci sono due grandi più, come Anghissà e Kim nell'ultima sessione, non che le però hai ragazzi era per motivi di spazio. Dove li mettevamo? Non li potevamo. in testa Giuntoli. Potevamo metterli in testa a Giuntoli. no. Sono due più grandi quanto una casa e dopo li andremo ad aggiungere. Sia Kim che Frank Zabon Anghissà sono probabilmente tra i più importanti. Kvara è un altro più, anzi sai che ti dico, inizio a metterli già adesso, sia Kim sia Sì, però io non Anghissà mi sbilancio e Kvara. troppo su quelli di quest'anno. Dai, Kvara è più... Sì, sicuramente più, sarà più, però 7 partite. Dico solo questo, 7 partite. sono d'accordo. Ma Infatti per io- me i nuovi sono tutti più. Cioè, Kvaratskhelia è più, Kim è più, Anghissà l'anno scorso ovviamente è più. qualche merito gli dobbiamo dare a Cristiano Giuntoli. Raspadori ti dico più in questo momento. Ostergaard sarà sicuramente un più. Simeone più. è un più. Ndombele a 0,5 è un più. Quindi sono signori. tutti più. Dobbiamo fare la Il conta. mercato di quest'anno è stato positivo. Dobbiamo fare la conta. Però resta positivo in 7 giornate, quello che dico io. Capito? Quindi non ho ancora tutti questa certezza di dire, bah, non lo so, metti caso a Kvaratskhelia, Faccio pure io. non fa più quello che sta facendo. Metti caso che Simeone poi sbaglia gol davanti alla porta, poi tra 2 mesi che facciamo? Cambiamo il giudizio. Per questo dico, sui nuovi, in questo momento è un giudizio positivissimo su Caro tutti, Faber, però lo sto dicendo.
è chiaro che nell'aspetto rivendibilità a quel punto non si parla nemmeno. Perché le minusvalenze sono state eliminate, perché spesso e volentieri sono state le grandi plusvalenze. Su questo Giuntoli, un mago, non bravo, non professore, mago, quindi bene così. Sto parlando solo come individuazione di calciatori che poi hanno effettivamente avuto un peso specifico nel Napoli in campo. E allora chiedo a Riccardo Catapano, rifaccio vedere un attimo la grafica Emanuele, se quelli di quest'anno non vogliamo dare tutti degli uguali. No, arriva anche un aggiornamento da Kiss Kiss, Napoli, le parti, Napoli-Meret, le parti vicinissime per il rinnovo. Vedi? Quindi più Meret, confermato il più a Meret. Sì. Dico a Riccardo Catapano se non vogliamo dare tutti uguali per quest'anno. No, sono più con asterisco. Sono più con asterisco. In attesa di ulteriori conferme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oggi sono dei 12, più. 13, 14, Forse 15, 16, Ostigard 17, 18, Ostigard 19, ancora 20, non l'hai 21, visto. 23 contro, sono 5, altri 5 contro 12. Praticamente i più hanno doppiato quasi i meno. Ergo, anche non considerando il fattore rivendibilità, Sì, se vuoi togliere quelli nuovi, quanto stiamo? se vogliamo togliere i nuovi, Allora, considera devi mettere Anghissà l'hai messo, no? Che non è tra i nuovi, quindi quello è un più scontato. Sì, Anghissà l'hai messo. Allora. I nuovi sono 1, 2, 3, 4, 5, più 6, poi ci sarebbe Sirigu 7 e chi altro ne ci siamo dimenticati? Napoli quanti acquisti ha fatto quest'anno? e allora 8. li superano di 2. I plus, I plus superano di 2 comunque è positivo, vedi. senza Se poi consideri pure la rivendita e rivendibilità. non la minusvalenza, praticamente insomma il lavoro di Giuntoli, e quando parliamo di lavoro di Giuntoli parliamo del lavoro dello staff di Giuntoli, perché ragazzi sono gli Bravo. osservatori, non è che Giuntoli li va a vedere tutti, ci sono gli osservatori che vanno a consigliare a Cristiano Giuntoli: guarda, ho visto sto Kvaratskhelia, non è male, guarda, ho visto questo Ostigard, secondo me, oppure Ndombele può essere un affare. Quindi c'è lo staff di Giuntoli, poi è ovvio che Giuntoli è l'uomo tra virgolette copertina perché è il direttore sportivo, però ci sono Micheli, Mantovani, fanno un lavoro eccezionale. E quindi... Mattias Olivera. Ah, ecco chi mancava, Olivera, brava, che hai combinato? Gli ultimi, perché giustamente ha detto tanto sono degli Non uguali. c'è più spazio. Che ve li metto a fare? Che bravo. ve li metto a fare? Sono degli uguali. Comunque A me piace. più con l'asterisco, sì. Anche lui È meglio un più con l'asterisco perché gli vanno dati i meriti di quello che è stato forse il lavoro più importante di questi anni. Sì, esatto. Ti passo Emanuele e Bernardo pensavo a il me, prossimo. mi No, tu ce l'hai già. Tu ce l'hai già il contatto del prossimo ospite, anche perché poi in questo giochino ci siamo attardati un bel po'. Però simpatico, finalmente sta sosta ci siamo inventati qualcosa, tocca inventarci una cosa ogni giorno però. E domani che vogliamo fare? Che ne so, domani che vogliamo. Ne parleremo Domani c'è chiaramente. Ciro, però non ci sono io, quindi venerdì, inizia a pensare per venerdì. Facciamo gli acquisti della Juve Stabia, ti va? Con Ciro, Con Ciro. sono tutti più. Sono tutti più. Salutiamo il nostro Ciro Novellino, addetto stampa, anzi capo della comunicazione, giusto? Sì. Capo della Tra comunicazione. l'altro si stanno della Juve sbizzarrendo, vedi, Tore Falanga dice il ciuffo di Giuntoli più. Quindi E abbiamo- ricordo che più di qualcuno ne chiedeva le dimissioni, vero? È successo. vedi, È successo quando le cose non andavano proprio. Tanto al in scadenza il meglio. 2024 Giuntoli, quindi l'anno prossimo si inizierà a parlare anche... Quanti rumor sul fatto che Giuntoli sì, andrà sì. via, non andrà via. Anche Vedi perché subito è stato Raffaele Piobalzano corteggiato. dice: è vero l'interesse della Juve per Giuntoli? Sì che è vero, ma già da tempo, caro Raffaele, la Juve ci sta provando, la Roma anche, insomma la Juve ci Prima di Diaco Pinto, ci ovviamente. sta lavorando, però il problema della Juventus, se non risolve un attimo i problemi interni, non è che aggiungono sempre questi, cioè tra Nedved, tra Cherubini, arriva bene, eccetera, se non trovano un attimo una pace tra le varie teste che ci sono, non credo che Giuntoli si va a fiondare in una situazione così. CN24, qualche volta una presenza alla Diletta Leotta non ci dispiacerebbe. Manco a me. Quello sarebbe un più infinito. Anche a me. Ci associamo? Ma possiamo mettere Emanuele. Facciamo una petizione, ragazzi. Emanuele facciamo una petizione. con la parrucca. Io possiamo. voglio bene, Emanuele, lo sai. Però con la parrucca. Però non so se aumenta lo share. Non so se aumenta lo share e poi comunque Diletta è sempre Diletta, non me la tocca. Vabbè, salutiamo la nostra collega Diletta Leotta. Parla
il grande direttore Enrico Fedele. Magari quello che scrive Piero Mazzoleni no, vedere danzare Catapano e Cretentino top, io ti dico di no, che non ho alzato un po' il gomito, ma solitamente no, quindi anche perché lì ho l'autoconvincimento di ballare bene invece. Dici quando è pronto il prossimo collegamento, Emanuele, per favore. Intanto ti leggo le parole di Enrico Fedele, che sono certo faranno discutere anche i nostri telespettatori. Perché ha detto: 9 azzurri se la sono fatta sotto, si sono salvati solo in 2. Ha parlato a 8 Channel, Enrico Fedele ha detto: la buona notizia è Meret, ha fatto benissimo e merita un voto alto. La delusione era Raspadori, per giorni in campo, ma insufficienza a tutta la difesa. In tal senso, difensivamente, è stato il peggior Napoli mai visto. Rachmani e Kim sembravano 2 ragazzini appena usciti dalla scuola calcio. Il Napoli ha vinto con fortuna. 9 azzurri se la sono fatta sotto, si salvano solo Meret e Kvara. Non sono assolutamente d'accordo. Perché? Perché c'è l'avversario in campo, ragazzi, ma noi ci stiamo dimenticando che siamo andati a Milano col Milan, a San Siro. Il Milan fa anche un tipo di gioco fisicamente importante, puoi pensare ad andare a giocare tutte le partite e dominarle. Io rispetto assolutamente il pensiero del direttore Fedele, ma non mi trovo assolutamente d'accordo. Il Napoli ha fatto una partita di sofferenza e se il Napoli se la fosse fatta sotto, come diceva, dopo l'1-1 di Giroud, il Napoli ne avrebbe presi altri 3, molto probabilmente. Il Napoli la partita l'ha vinta, quindi io non credo che dal punto di vista mentale il Napoli se la sia fatta sotto. Poi alcuni hanno reso un po' al di sotto. Raspadori, ragazzi, se lo metti in mezzo a Romagnoli, in mezzo a Tomori e Kier, Kalulu e Kier, e non gli dai supporto, c'è uno sfogo, un 1-2, un giocatore sotto punta, ma è normale che lui là ti fa fatica. Cioè Raspadori, guardiamo il gol. Non ti nego che Spalletti l'ha preparata così. Ma infatti l'ha preparata benissimo, ha avuto ragione Spalletti. le ammonizioni magari nel primo tempo con Kvara e Raspadori. Spalletti l'ha preparata. E preparando la siringa con Simeone. Io avrei detto, guarda, a Milano farei partire Simeone. Avrei sbagliato, ma infatti non sono io l'allenatore. L'allenatore fortunatamente lo fa Spalletti e Spalletti è stato bravissimo a Milano. Il voto più alto credo se lo becca proprio Spalletti a Milano, perché l'ha preparata bene, ha portato la partita sui propri binari pur sapendo come l'avesse preparata il Milan. Quindi ripeto, ci sono gli avversari in campo. Sei andato a Milano, in casa dei campioni d'Italia, una squadra fisica, una squadra che ti mette pressione, che non ti fa giocare, che ti ha schermato Lobotka con un centravanti come Raspadori lasciato solo, tra virgolette, lì davanti, perché Raspadori dov'è che rende bene quando è centravanti? Quando c'ha uno vicino, l'ha detto lui stesso. Guarda il gol con i Rangers. Come segna Raspadori? Perché ha il supporto di Mattias Olivera, che viene a fraseggiare con lui nello stretto, e lui è bravissimo nel movimento, l'1-2, a beffare la difesa e poi a segnare. Ma se Raspadori lo lasci da solo in mezzo ai lungagnoni, in questo caso Tomori, Kier e Kalulu, ma è normale che non prende un pallone Raspadori. Però l'ha preparata così Spalletti, perché ha detto: io mi fido della mobilità di Raspadori, provo a farli stancare, provo a farli uscire, provo a guadagnare magari qualcosina in più dagli inserimenti delle mezze ali, e l'ha preparata benissimo. Non sono d'accordo, ripeto, col direttore quando parla di un Napoli che se l'è fatta sotto a Milano, o meglio di 9 undicesimi che se li sono fatte sotto. Ormai si parla addirittura di metodo Giuntoli-Massara, che praticamente, ragazzi, sarebbe individuare dei giovani calciatori e farsi, insomma, che possano far bene nonostante siano pagati poco. Ragazzi, non è facile, cioè, nel senso... ma è sempre un azzardo, è sempre un rischio, non lo stiamo dicendo. Adesso magari è andata che bene. Che fosse facile da replicare. No, ma vallo a replicare il lavoro di Massara, vallo a replicare il lavoro di Giuntoli. Io non sto dicendo che lo staff dirigenziale della Juve non sia di grandissimo livello, però sto dicendo che non è che è facile. C'è dietro un lavoro di anni. Ragazzi, ma pensate tipo football manager, di conoscenza, di gavetta pure nelle serie minori, di investimenti, non so come andare a dire, non è che però voglio leggere che è tutto sport, perché magari sono io che sto andando troppo in avanti. Allora, in sostanza, scrive Tutto Sport, i modelli che in questo periodo storico del calcio italiano stanno funzionando, parlando di top club da Champions League, sono quelli di Milan e Napoli. E va bene. I rispettivi DS, Massara e Cristiano Giuntoli, hanno saputo pescare da mercati alternativi grazie a un illuminato lavoro di scouting e all'intraprendenza nel compiere scelte coraggiose. Gli esempi più semplici sono Teo Hernandez e Leao in rossonero, oppure, prendendo in considerazione il club della Laurentiis, Giorgiano Kvaratskhelia. Ma così che devi fare in Italia in questo momento? Ragazzi, non siamo più la lega più forte del mondo. Io perciò faccio un plauso a Massara, a Giuntoli, al Napoli, al Milan. Perché uno ci vuole coraggio.
due ci vuole bravura, competenze di idee, e Sì, tre anche ragazzi perché poi ti assumi il rischio, perché ti assumi il rischio, perché adesso ti è andata bene, adesso ragioniamo per assurdo, multiverso, va male con Kvaratskhelia e Kim, prime partite malissimo, ti hai assunto il rischio, hai sbagliato e ora sei in tutt'altra condizione. Però in un calcio come quello italiano, indebitato fino al collo, secondo me la strada da percorrere è questa: fare un passo indietro, diventare autosostenibili, non avere segni meno nei bilanci e poi eventualmente ripartire. Non continuare a spendere e regalare 8 milioni a Tizio, 9 milioni a Caio, 24 milioni a quell'altro per dire, beh, ma noi abbiamo preso il grande campione. È alla faccia che hai preso il grande campione. Sempre meglio sbagliare una scommessa che paghi 3-4 milioni che sbagliare una scommessa, un acquisto che in realtà poi a bilancio ti costa 30, 40, 50, 100 milioni. Cioè, in questo momento il calcio italiano deve fare un attimo una riflessione, deve capire che il momento di spendere è finito, devi fare un passo indietro, punti sui vivai, punti sui settori giovanili, punti sulle scommesse a poco prezzo, abbassando quello che è il tetto ingaggi. Così riparte il calcio italiano, con le idee. E invece no. E perciò poi vediamo la situazione come la Juventus. Che arrivano delle notizie da Palazzo San Giacomo ed è un piacere poterne parlare con il consigliere comunale Nino Simeone. Ciao Nino, come stai? Buongiorno a voi, Forza Napoli, buongiorno agli ascoltatori. Stiamo bene, ci difendiamo, stiamo lavorando. Proviamo a dare il nostro umile contributo alla città. E ovviamente insomma ti facciamo l'in bocca al lupo per questo arduo e insomma onorevole compito, però ti abbiamo telefonato per saperne di più rispetto a varie tematiche. La prima, ci è sembrato di capire che il discorso legato alla cittadinanza onoraria per Dries Mertens stia proseguendo celermente, al contrario di quello legato a Kalidou Koulibaly. Sono entrambi calciatori che in questo momento non hanno la maglia del Napoli, quindi la mia curiosità è, credo, quella di tutti. Cosa sta succedendo? Se ce lo puoi raccontare, per favore. Sì, no, semplicemente questo. Entrambi hanno avuto, diciamo, il benestare da parte del Consiglio Comunale, la richiesta ovviamente fatta sempre da me e dai miei colleghi consiglieri, fatta al sindaco, invitare due sindaci diversi, Kalidou Koulibaly la chiedemmo a De Magistris, ricordate, nel periodo che c'era ancora De Magistris sindaco di Napoli, mentre Dries Mertens la richiesta l'ho fatta direttamente al sindaco Manfredi, che a differenza di De Magistris si è mostrato e ha palesato e ha ufficialmente detto, voi ricordate, ci sono delle dichiarazioni del sindaco che lui sarebbe ben lieto e ben contento di dare la cittadinanza a Mertens. È tutta lì la differenza. Su quella di Mertens io credo siamo quasi in dirittura d'arrivo. Abbiamo bisogno di avere tutta una serie di autorizzazioni, ma sono, diciamo, atti formali e burocratici. Ma ripeto, dopo che c'è stata l'espressione, la volontà da parte del sottoscritto in quella di Consiglio Comunale, ma anche dei miei colleghi, tutti indipendentemente dai colori del tifo della loro squadra del cuore, hanno tutti quanti riconosciuto a Dries Mertens un particolare affetto verso la nostra città e indipendentemente, diciamo, dai meriti sportivi che sono quelli che sono, voglio dire, ce lo teniamo stretto. Questo vale anche per Kalidou Koulibaly e soprattutto per le persone che sono, perché Kalidou Koulibaly ricordo essere un uomo di una qualità umana enorme, spessore umano veramente al di sopra di ogni sospetto. Ha fatto tanto per la nostra città, al di là del fatto sportivo, ha dato una mano anche, diciamo, dal punto di vista, diciamo, del volontariato, diciamo così, perché poi le cose non si devono dire. Queste sono cose bellissime che si fanno con il cuore e come si suol dire, si fanno e non si dicono. Mentre Dries Mertens ci ha regalato le tante emozioni, le tante bellissime giornate, le tante partite, i tanti punti, e poi ci ha regalato il suo bambolotto Ciro, no? Il nostro Ciruzzo Junior, che l'altro giorno l'abbiamo visto, ricordate, con la partita, mi pare, con il Liverpool. Mi pare sì, con Liverpool. Lui e la moglie si è beccato pure qualche tiratina d'orecchio dal Galatasaray, dai dirigenti del Galatasaray, da quello che io so. Poi magari hanno detto una fesseria, perché avrebbero preferito magari che lui stesse ad allenarsi lì in Turchia. Ma vabbè, ma comunque, come si dice, al cuore non si comanda, tiratine d'orecchie ne abbiamo avuto tante nella nostra vita.
Però Mertens sembra un passo più avanti rispetto a Kalidou Koulibaly, che ripeto essere ancora lì, però Mertens c'è stata proprio l'espressione della volontà da parte del sindaco. Quindi incrociamo le dita, potrebbe essere la novità delle ultime ore, perché non ho avuto conferme, poi le cose se non mi vengono confermate non le dichiaro, altrimenti mi prendono una responsabilità e non voglio fare brutte figure. Possiamo parlare però di quando tempistiche. Nino, dacci un range indicativo a questo punto, se possibile. No, potrebbe, diciamo, l'iter burocratico è partito con la richiesta fatta, scritta. Il sindaco, credo, ma voglio dirlo a lui quando sarà il momento, abbia dato la sua benedizione, tra virgolette, il suo benestare formalmente, perché poi sono atti formali, la cittadinanza è una cosa, diciamo, che ha un valore sentimentale importante, però ha anche, diciamo, un valore formale. La cittadinanza onoraria è una cosa importante, poi soprattutto la città di Napoli, essere cittadino onorario di Napoli non è una cosa proprio di secondo piano. Poi nel passato forse qualche cittadinanza è stata data un po' con troppa leggerezza, però tutte persone meritevoli di affetto, anche il figlio di Piero Angela, no? Cittadino onorario, per meriti culturali, per quanto è riuscito a esprimere dal punto di vista della cultura e quanto è stato bravo a spiegare agli altri che cos'è Napoli, che cos'è la napoletanità, la storia della nostra città, che molto probabilmente nemmeno noi, e mi faccio io, mi metto davanti agli altri, non sapevamo di avere. Quindi ci siamo quasi, non lo so, però credo che sia questione di giorni, perché ci sono le condizioni, questo lo posso dire con grande certezza, ci sono tutte le condizioni per poter dare la cittadinanza a distanza. E sicuramente, insomma, Nino, noi attendiamo perché se lo meritano per quello che hanno fatto, innanzitutto comunque per la città. Adesso sì, è vero, ci hanno fatto emozionare in campo, però quante volte Kalidou, lo stesso Dries Mertens, si sono resi protagonisti anche di gesti bellissimi e simbolici nei confronti dei cittadini napoletani, sono davvero dei figli di questa terra acquisiti e presto avranno anche questo riconoscimento. Veniamo al presente, Nino, perché io lo so che tu vuoi anche commentare quello che sono queste prime 7 giornate di campionato, le 2 di Champions. Noi voliamo basso perché ovviamente ancora non abbiamo fatto nulla, siamo all'inizio. Però se ci voltiamo un attimo dietro e vediamo come stava andando avanti l'estate tra il calciomercato, i mugugni generali, insomma possiamo dirlo che è un piccolo, non dico miracolo perché comunque il Napoli l'ha valutato e ha fatto le sue scelte consapevolmente. In questo momento siamo belli sorridenti da qualche settimana a questa parte pensando al calcio e forse non ci succedeva da un po'. Anche se bisogna ricordare che il nostro Napoli ci ha abituato, no, a partenze sprint al campionato, quindi non siamo, per fortuna direi, voglio dire. Poi siamo arrivati alla fine con qualche affanno e chissà perché l'abbiamo perso sempre alla fine il campionato e questo ce lo dobbiamo dire. Poi noi avevamo un grande demerito come squadra, quello di arrivare deconcentrati nelle partite meno importanti, con le famose provinciali. Abbiamo perso un sacco di punti con le provinciali. Sì. Io quando sono stato intervistato, quando sono stato chiamato in causa prima delle partite diciamo, con le squadre piccole tra virgolette, perché poi hanno giocato benissimo, tipo la Spezia ha giocato benissimo, bella squadretta. Ho sempre detto speriamo che il Napoli non faccia come gli anni passati, che con le piccole si concentrava e perdeva i punti fondamentali che erano fondamentali, sarebbero stati determinanti per la nostra classifica a fine campionato l'anno scorso e anche l'anno precedente. Poi ci vogliamo dire che l'abbiamo perso a Firenze lo scudetto perché è successo quello che è successo nei tempi passati, però diciamoci la verità. Gli altri erano più costanti. Adesso sembrerebbe che la concentrazione dello spogliatoio, al di là delle singole magie che stanno facendo alcuni nostri calciatori, ma tutti stanno facendo, anche Meret, non ero un grandissimo giocatore, Maronna mia, non lo voglio ripetere 2 volte, però Meret sta facendo dei partitori proprio, dei partitori. Sono rimasto piacevolmente colpito per la sede della concentrazione. Queste sono le perle di Anguissà, Lobotka, non l'hanno pigliata, io me lo ricordavo, Cicciottelli, mezzo a
lo dico io che sono cicciottello per antonomasia, lo vedevo un po' spaesato, ma è diventato il perno principale di una squadra che riesce in ogni momento a trovare le soluzioni giuste e adatte. E guardate, quando noi abbiamo ricevuto le critiche dopo la partita col Milan, dove ci siamo andati a prendere 3 punti, quando sento dire i giornalisti, anche al di là dei tifosi che poi fanno ragionamenti diciamo di panco, ma i critici giornalisti che dicevano che il Napoli non meritava la vittoria, meritava al massimo un pareggio, anzi forse la vittoria per il Milan, ma questi sono segnali positivi per il Napoli, che vuol dire che il Napoli riesce a sfruttare quelle poche occasioni, al di là se avessero ragione o torto, perché poi questi sono sempre da prendere con le pinze. Però è questa la differenza, che questo Napoli quest'anno rispetto all'anno passato, anche nelle partenze diciamo, di inizio stagione, sta dando, e questa è la differenza tra questo Napoli e quello precedente. È un po' più cinico, sarà perché i ragazzi, perché sono giovani quelli che sono in campo, sarà perché vogliono sempre dimostrare di essere i migliori o di essere in condizioni, poi c'è una bella competizione tra Simeone e Osimhen. Osimhen è titolare ovviamente, noi speriamo che si riprende presto, perché voglio dire, abbiamo bisogno di lui, e soprattutto nelle competizioni internazionali, ma perché lui ti dice quello di partenza quando si va a giocare fuori casa, e lui è determinante per le partenze con quella falcata che ha. Però tra lui, Simeone e gli altri, lo stesso Raspadori, avete visto che noi mi pare lo dicemmo la volta scorsa, che bel giocatore che è Raspadori. Ci sono quelle cose che si sta mettendo tutto a posto, però diceva mia nonna, non ti frusciate in tavolo, stiamo tranquilli, giochiamo la nostra partita, guardiamoci. Io poi sono malato, voglio dire, mi faccio prendere anche, diciamo, dall'enfasi del tifoso malato, della cosa, però i segnali sono tutti positivi. Il fatto che parlino male e dicano che il Napoli non merita o non meritasse i 3 punti, bene così. Va bene così, me lo tengo stretto, avete ragione, diamogli ragione. Ultima domanda, Nino, vorremmo chiederti anche dello Stadio San Paolo, se con quelli di agosto, se con gli ultimi interventi di agosto si è concluso, insomma, il ciclo di ristrutturazione. No. Gli interventi allo Stadio Maradona ricominceranno, piccoli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ricominceranno durante la pausa del campionato mondiale, perché purtroppo noi ce lo guarderemo in televisione il campionato mondiale, non potremo tifare per la nostra nazionale, e quello sarà un momento dove ci sarà un'accelerata su quelle che saranno le piccole manutenzioni, che poi piccole non sono. Di cosa stiamo parlando nel concreto, Nino? Nell'area prospiciente alla zona delle tribune, un po' di sistemazione nei varchi d'ingresso allo stadio, e soprattutto diciamo, io dico una controllata, ma lasciatemi passare, diciamo, questo termine mediocre, una controllata, diciamo, a tutta quella che è la struttura portante dello stadio. Va fatto una controllata. Comunque lo stadio è tutto bullonato, di quello è stato costruito con i famosi bulloni, ricordate, no? La paura del pericolo, qualcuno insieme di bulloni a ruggine. Anche quello è importante, fare una manutenzione. Guardate, io lo dico sempre, molte volte non basta spendere i soldi che abbiamo speso, tanti soldi per la riqualificazione e per la rigenerazione dello stadio Maradona. È importante la manutenzione ordinaria, quella che ti consente di tenere lo stadio sempre nelle stesse condizioni, anche aggiustare un modello, sistemare o sostituire il singolo seggiolino che magari si è rotto, che magari è scomodo per il tifoso. Anche questo ti dà la sensazione di andare a vedere la partita in uno stadio che sia all'altezza della nostra città, anche se nella città dobbiamo ancora dimostrare di essere una città europea, perché i problemi ce li abbiamo, cominciando dalla polizia e da tante cose, ma questo, voglio dire, è un altro discorso. Lì dobbiamo fare noi meglio, ci dobbiamo provare, anzi ci dobbiamo riuscire, perché se con le chiacchiere non si va da nessuna parte. Tutto chiaro, grazie mille Nino per essere stato oggi con noi, un abbraccio. Ciao Nino. Grazie a voi, ci vediamo presto, spero di essere stato, diciamo, di buon auspicio. Speriamo con Napoli vince con Bologna, con Torino. Tengono poco ansia sta cosa del Torino, fatto le squadre piccole. Crociamo le dita, forza Napoli! Sempre. Ciao Nino, un abbraccio. Al consigliere Nino Simeone. Allora ragazzi, volevo fare giusto questo inciso. Stiamo parlando di tematiche attinenti al calcio, alla cittadinanza onoraria a Mertens, a Koulibaly, allo stadio Diego Armando Maradona, già adesso già San Paolo. Di politica non ne abbiamo parlato, però sono d'accordo con chi è sensibile anche a certe tematiche. Quindi propongo a Riccardo
Che mi fa parlare di politica? No. Perché No, anche ma come Riccardo, stiamo messi qua? oggi è mercoledì, giusto? Mercoledì, Venerdì, sì. quando torni, intervistiamo anche un altro consigliere della parte opposta a quella di Nino Simeone. Vabbè, per par condicio. Ma semplicemente per par condicio, perché da un lato, come dire, avete visto di cosa abbiamo Ma parlato. abbiamo parlato di Napoli, dello Avete visto di stadio, cosa di abbiamo parlato, Mertens, quindi non si ce ne parla sarebbe di bisogno. Però mi programmi piace che i elettorali. nostri telespettatori abbiano questo quiz, Vabbè. chiedano anche, diciamo così, par condicio, anche se temo che a 48 ore dalle elezioni si vada in silenzio elettorale. Silenzio elettorale. E forse domani allora. Quindi dobbiamo farla domani con Ciro Novelli. Però andate a votare ragazzi il 20, ma a prescindere da tutto, gli scherzi, che qua non stiamo parlando certamente di politica, ma stiamo parlando di una cosa ben più seria che il calcio. Sto scherzando ovviamente. Andate a votare, vi prego. Cioè, chi dice non mi rappresenta nessuno, è un voto perso, è inutile che vada a votare. No, Studiate. ragazzi, non Studiate è e così. vedete chi vi rappresenta. Leggete, informatevi, leggetevi i programmi. Io ancora non lo so per chi voterò, Nemmeno io. vi dico la più sincera verità. Sì, perché Però io andrò a votare, anche se non sento di essere rappresentato in toto. Le nostre scelte sono fondamentali, perché io ho visto anche un video di The Jackal, che è fantastico. Ah, sì, sul fatto Con dell'ordinare Fabio la Ba- pizza. sul fatto dell'ordinare la come pizza. C'è lavori, uno che come- dice sempre: no, io fate voi, fate voi, Allora, fate sì, voi. la pizza con Poi l'ananas. uno ordina, lui non sta bene. Dà la mente a fa, cioè che dà la mente a fa se poi tu non hai espresso la tua preferenza. Quindi per Quindi piacere, votate, andate a votare. quando tutto va male, per almeno piacere. dopo vi potete lamentare. Esatto, dici, io ho votato quello che sei, però almeno no, mi posso lamentare. Quindi Esatto. veramente, ragazzi, Sono diventa d'accordo con te, fondamentale. Jackal. Bisogna- Almeno dopo avete il diritto di lamentarvi. Bisogna se no, andare a non ce votare, l'avete. esprimete la vostra preferenza, anche se non siete sicuri al 100%, però votate, basta non a vedere- caso, ovviamente. Basta, no, non a caso, cioè Informati. informati, Tanto andate là. esistono i programmini, cioè, non i votate, riassuntini. non votate per sentito dire, basta che andate su internet, trovate Esistono tutto. i riassuntini dei programmi. Io Esattamente. purtroppo, che ne so, sul nucleare sono d'accordo con una parte. Lo so, purtroppo il sugli voto è unioni uno, con non è un'altra che lo parte, puoi- quindi sono appunto da capo. Anche dopo aver letto i programmini, Sì. ancora non so chi votare. Però Vabbè, veramente, c'è ancora cioè, qualche ora. informatevi, fatevi un'idea, tanto lo sapete, anche a me c'è un partito che mi affascina al Entusiasma. 100%, mi entusiasma al 100%, però si vota, bisogna votare, che è un diritto, è un dovere andare Sono a votare. d'accordo. Ti leggo le parole che arrivano da Radio Kiss Kiss, poi andiamo anche noi al telefono. Negli uffici della Lega Calcio si discute su cosa fare durante il Mondiale. 6-8 club di Serie A, tra questi c'è anche il Napoli, stanno ipotizzando un mini torneo negli Stati Uniti per la vendita dei diritti TV anche lì. Volesse il cielo. Vedi? Almeno parliamo di qualcosa durante Volesse il cielo che si organizzasse una manifestazione del genere, magari anche per esportare il prodotto Serie A, che sta vivendo forse una piccola rinascita, lo possiamo dire. Come dire, quando vai così in basso poi devi rimboccarti le maniche a un certo punto e ricostruire. ma mi auguro che e se ci le sono rimbocchino, esempi di ricostruzione, non solo il Napoli, che chiaramente balza all'occhio, però l'Udinese si rinnova sempre. L'Atalanta, stesso discorso, si ritrova comunque ad essere confortata dai risultati. Speriamo possano essere forieri di una rinascita del calcio italiano. Ne parliamo anche con David Giubilato. Ciao David, grazie per essere oggi qui con Ciao noi. David. Ciao, buonasera a tutti, grazie a voi. Allora, cominciamo chiaramente da quello che è il lavoro che sta facendo Spalletti al Napoli. Non ti chiedo di trovare un punto positivo perché sono troppi e non abbiamo tanto tempo. Vogliamo provare a cercare il pelo nell'uovo nel Napoli di oggi? So che è difficile. È quasi impossibile, se non impossibile, perché oggi sta facendo un lavoro straordinario Spalletti, che è iniziato comunque l'anno scorso. Purtroppo l'anno scorso non è andata bene, ma quest'anno la cosa bella è che il Napoli ti diverti a vederlo perché percepisci che ha voglia di arrivare all'obiettivo, alla partita, la gioca, a differenza dell'anno scorso che per un periodo insomma non è stato così. È veramente bello vederlo, trovare dei punti negativi non li trovo, non ce ne sono oggi. Sì, David, io ovviamente in queste prime giornate, ovviamente siamo è ancora presto per andare a fare giudizi completi, perché il Napoli è partito benissimo, però insomma il campionato è lungo, c'è la particolarità del mondiale che si andrà a frapporre tra il girone d'andata e il girone di ritorno, però io mi sto
concentrando soprattutto su un aspetto, perché lì davanti le conosciamo ormai le caratteristiche dei giocatori del Napoli, tra Osimhen, Kvaratskhelia, Simeone, Raspadori, Lozano, Politano, la giocata la trovano. Su quello sul quale Spalletti continua a lavorare, lo sta facendo molto bene anche dall'anno scorso, è l'assetto difensivo. Non parlo ovviamente solo della linea 4, ma proprio dell'atteggiamento difensivo del Napoli. È arrivato Kim che è andato a sostituire Kalidou Koulibaly, non era per nulla facile, lo sta facendo molto bene. C'è l'alternativa a sinistra Mario Rui, Mattias Olivera, ovviamente abbiamo parlato anche di Meret, però io ti voglio chiedere il lavoro che stanno facendo i centrocampisti, Anghissà, Lobotka, lo stesso Zielinski quando entra anche Ndombele, è uno dei segreti in questo momento del bilanciamento trovato dal Napoli di Luciano Spalletti? Assolutamente sì, mi riallaccio a quello che ho detto prima. Per quanto riguarda il reparto difensivo, non era assolutamente facile sostituire Koulibaly, che lo conosciamo, uno dei difensori più forti al mondo, ma faccio veramente un applauso al direttore e alla società per aver preso Kim, perché sai, un giocatore coreano al campionato italiano, chi non aveva dubbi. No, questo è veramente un gran difensore, un gran giocatore, anche la stazza fisica è importante, ma lui non ha avuto la minima difficoltà ad integrarsi immediatamente, anzi oggi fa la differenza Kim, insieme a tutti gli altri, supportati da un centrocampo secondo me che quest'anno ha iniziato non bene, benissimo, Zielinski e Lobotka sono veramente a dei livelli impressionanti. Mi preoccupa il fatto del mondiale, che ci sarà una sosta. Ecco, l'unica cosa negativa che tu cerchi all'interno dell'uomo potrebbe essere questa, però proprio a livello collettivo il Napoli quest'anno lo vedo veramente veramente forte, anche avendo i sostituti tra virgolette che quando subentrano anche loro sono sintonizzati a 360 gradi con il resto della squadra. Secondo me l'aspetto mentale quest'anno è veramente importante del Napoli, sono sintonizzati su degli obiettivi e questo è fondamentale. Davide, posso chiederti qualcosa anche su Roberto De Zerbi, perché adesso che ha firmato col Brighton, insomma, gli facciamo chiaramente l'in bocca al lupo, ma nei mesi scorsi c'è stata davvero l'opportunità che allenasse il Napoli? Allora, non ti nego che mi sento con Roberto, l'ho sentito anche ieri tramite messaggi. No, immagino tu gli abbia fatto le congratulazioni. No, assolutamente sì, assolutamente sì. No, non credo sia stato vicino al Napoli, non credo. In altre società sì, ma al Napoli no. Perché comunque il Napoli ha un ottimo allenatore, ha un programma iniziato dall'anno scorso, non penso sia stato vicino al Napoli. In altre società ne sono sicuro, è stato chiamato, ma lui ha passato un periodo molto delicato per quanto riguarda quello che è successo in Ucraina, a livello psicologico l'ha toccato moltissimo, nel senso che lui era molto preoccupato per i ragazzi. Quando lui ha visto che i ragazzi, i suoi giocatori erano tutti a posto, lui ha deciso di lasciare l'Ucraina. Quindi, insomma, Roberto io lo conosco personalmente, ma per chi non lo conosce è un uomo con la U maiuscola veramente. Quando tutti non erano a posto, lui non si è mosso da là, a differenza di altri. Ed è anche per questo che speriamo, insomma, che torni. Erano delle big le squadre che l'avevano chiamato? Ma penso di sì, penso assolutamente sì. Credo sia stato chiamato da tantissimi Roberto, compreso le big, perché oltre ad essere un allenatore eccezionale, ripeto, come ho detto prima, è un uomo e la scelta che ha fatto l'ha fatta perché ha visto un progetto, una cosa seria, molto simile, come ha detto anche lui, al Sassuolo. Lui non fa scelte, ma da sempre, non adesso, non fa scelte così tanto per farle, deve essere stimolato soprattutto mentalmente, perché ripeto è un ragazzo vero e merita tanto bene, ma tanto bene.
gli ho fatto i complimenti e li faccio qua da voi, perché li merito. È un peccato, o meglio, siamo felici che abbia accettato questa nuova avventura a Brighton, però ecco, lo vorremmo rivedere in Italia, anche perché il suo calcio è tra quelli più interessanti e ammetto la mia defiance, più difficili da capire. Io la squadra di De Zerbi a volte non la riesco nemmeno a raccontare, poi non lo so se è perché sono scarso, è perché sono scarso io o perché effettivamente... No, assolutamente, non sei scarso, lo sai. Ma sì, è un peccato, perché un allenatore come lui deve stare qua in Italia. Però in Italia c'è soltanto un problema, che lui cerca progetti per poter lavorare. Ma in Italia purtroppo, se non è la prima, la seconda, la terza che non va bene, si pensa subito a esonerare l'allenatore. All'estero non è così, lo sappiamo. E lui cerca progetti importanti dove può lavorare a lunga scadenza. Ecco il problema. Però è un peccato, perché uno come lui deve stare qua in Italia, perché è vero, ha un gioco bellissimo, intensità altissima, lavora H24, questo. Qua in Italia fa fatica. Allora, ultima domanda, David, ti chiedo se, visto che si sente in sottofondo rumori di Napoli, cosa stai facendo qui? Sto scherzando, lo sapevamo già, è una gag, Lo so. No, ma vengo spesso a Napoli, per lavoro con mia moglie, come posso dire, un po' l'astinenza, ogni 15 giorni ci devo venire, così respiro un po' di aria e sono tranquillo a Roma. Sono molto legato, come insomma, sapete tutti, sono tifoso e devo venire, non c'è niente da fare, massimo posso mancare un mese, non di più. E allora David... legame affettivo, è all'interno di Napoli. Se ti fa piacere allora David, qualche volta ti aspettiamo anche qui in studio, va bene? Assolutamente sì, volentieri. Grazie mille. Grazie a voi. A David Giubilato, buona giornata. Ciao, grazie. Salutiamo David Giubilato e ritorniamo in collegamento col Comune, perché sembra che sia arrivato un riferimento temporale, diciamo, molto preciso e quindi il nostro Nino voleva darcela in anteprima. Sì, certo. Ti leggo qualche messaggio intanto. Ah, ci siamo? Nino? Io sono qua, ragazzi. Siamo subito tornati da te. Dici di più. Siete stati veramente di buon auspicio. Ieri il sindaco ha firmato l'atto che dà la cittadinanza onoraria di Smertens. Perfetto. Quindi io sono felice come una Pasqua, voi non potete nemmeno immaginare, per la soldati in anteprima, ovviamente. Grazie mille. Mi picchieranno i vostri colleghi, mi picchieranno a detto stampa del Comune di Napoli, al quale sono molto legato, però sono felice come una Pasqua. Credo che adesso, però ovviamente aspettiamo la comunicazione ufficiale, certo, perché ovviamente ci sarà bisogno dell'atto ufficiale. Io so, diciamo, conferma che il sindaco ha firmato l'atto e bisogna dargliene atto, perché una volta tanto si è detto che Manfredo era Juventino, guardate, veramente si è messo lì e ha lavorato, quindi vedete quante volte uno poi vuole strumentalizzare anche, diciamo, il tifo degli altri. Il nostro sindaco ha fatto veramente un gran bel lavoro, è stato velocissimo, l'iter burocratico è andato tutto a posto, ovviamente, ha firmato ieri, adesso aspettiamo una comunicazione ufficiale da parte dell'ufficio del sindaco e spero che per i primi di ottobre si possa anche fare, diciamo, la cerimonia ufficiale, anche se noi abbiamo il problema che Dries Mertens deve partecipare ai mondiali, sta in Turchia, poi questo lo decideranno gli organizzatori, la cosa, e sarà una bella giornata al Mastro Gioino e io lì non mancherò. E niente, ragazzi, vi ho dato questa notizia, poi se mi hanno detto una fesseria mi hanno fatto fare una figura di mondiale. Però ti ringraziamo Nino, ti ringraziamo davvero tanto per averci scelto. E a presto, grazie mille. Ciao ancora, Nino. Grazie ancora Grazie. a Nino Simeone. Posso fare comunque complimenti a Nino? Cioè, pur di dare una informazione precisa, ci ha richiesto la linea, lui a noi, ha detto ragazzi,
Comunque è arrivato un'ufficialità, ve la La voglio dare firma in dell'atto. anteprima, firma dell'atto, tempistiche ha detto primi giorni di ottobre, poi sì. chiaramente bisognerà capire e organizzare il tutto anche assieme a Dries Mertens. Meno male, dai, mi fa piacere, ci saremo anche noi, questo è poco ma sicuro, poi per la consegna della cittadinanza onoraria a Dries Mertens qui a Napoli. Sì, è forse il giusto epilogo, perché poi l'avventura del belga verso la fine era stata funestata dai soliti, Secondo la te napoletanità è un non è epilogo? accettata. Secondo te è un Attenzione, epilogo? mi stai dicendo che hai delle notizie? No, non ho notizie. Tu hai delle notizie. Non ho notizie di prima mano, però allora, Dries vuole finire la carriera perché si sente ancora di poter Vuole andare giocare. al mondiale, quindi Mondiale, un altro paio. Dopo vediamo quello che succede. Lui non l'ha venduta la casa a Napoli. A Napoli sta da Dio. Quindi se tanto mi dà tanto, chissà magari che non possa tornare. qualcosa Io sto parlando per ipotesi. qualcosa di itinerante che però gli permetta ogni tanto di tornare a Napoli. Una sorta di ambassador, Può essere una sorta di un'idea. ambasciatore del Napoli per quella che è la sua capacità comunicativa, per quello che è la sua storia, per quello che è solo sarebbe l'ideale. Come no? Sarebbe assolutamente l'ideale e chiaramente ce lo auguriamo tutti. Andiamo a leggere ancora i vostri messaggi. Ecco, Allegri ancora scrive Giovanni Trapani. Comunque io voto Allegri perché finché resta lui alla Juve siamo tranquilli, che è un po' quello che dicevi anche tu, però a te dispiace un po' per Dusan Vlahovic. Sì, no, vabbè, a parte gli scherzi, ragazzi, la Juve... Occhio anche alla Champions, se la Juve va fuori dalla Champions diventa pericolosa. Secondo me è un po' ingenuo pensare che tutti i la problemi... Juve resti così e che anche continuando con Allegri la Juve faccia, non lo so, 10ª. No, non credo proprio. Secondo me è molto molto ingenuo pensare questo. Arriviamo alla sosta per le nazionali, vi faccio vedere che la cosa al massimo, secondo me già ad ottobre cambia la rumba. Secondo me già ad ottobre cambia la rumba. Al massimo alla sosta per le nazionali cambia tutto. Cioè è ingenuo e superficiale pensare che sia tutta colpa di Max Allegri e soprattutto che la Juve non possa risalire la china. 7 giornate, ragazzi, io non mi fido di Juve e di Inter e dei momenti che vivono. Io dico che Allegri non è un valore aggiunto. È su questo. Io dico che Allegri non è un valore aggiunto, ma se dai ad Allegri i vari Chiesa che stanno bene, i vari Pogba che stanno bene, eccetera, 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 faccio vedere che la Juve torna a rompere le scatole a tutti. Penso proprio di sì, sono d'accordo, quindi vediamo, pensiamo al Napoli e fortunatamente in questo momento abbiamo meno problemi di quello che qualcuno si aspettava ad inizio anno. Sto leggendo i messaggi di quelli che chiaramente commentano ancora il giochino che abbiamo fatto poc'anzi sulle cifre, ma visto che abbiamo qualche minuto, visto che ci sta seguendo lui, vogliamo telefonare un po' Bruno? Se risponde... Ti va? Ti va Bruno? Non so adesso come possa comunicarci il tutto. Emanuele, chiama un po' Bruno Galvan e vediamo segnali se di fumo, riesce. Esatto, non ha possibilità, mandaci un messaggio oppure Emanuele chiama direttamente Bruno, vediamo se riusciamo ad averlo in diretta con noi. Ovviamente lo ringraziamo oltre che per l'intervento anche per l'ufficio stampa quest'oggi a Calcio Napoli 24 Live, dove chiaramente su calcionapoli24.it potete leggere gli interventi degli ospiti intervenuti qui da noi. C'è Bruno? Ci siamo? Sta rispondendo? Sta squillando? Sta squillando per il momento. Il Napoli ha fatto le condoglianze a Liverani per la scomparsa prematura della moglie Federica, alle quali ovviamente ci associamo anche noi per questo gravissimo lutto che ha colpito il tecnico, è arrivato nella giornata di ieri, quindi anche noi di Calcio Napoli ci accodiamo a quelle che sono ovviamente le condoglianze a mister Liverani. Bruno, ci senti? Buongiorno. Buongiorno, sì, ti sento. Ti va di giocare con noi? Ha detto così, dipende a che gioco vogliamo giocare. Al gioco di 3-7, analizza il calciomercato di Giuntoli. Ah, ok, va bene. Pensavo, sai, uno di quei quiz che fa di solito Claudio in redazione, con chi ci mancano quei quiz. Pure dobbiamo farlo un format del genere con i telespettatori, vedi? Sarebbe divertente. Però comunque, con Claudio, al termine di un'analisi che è andata avanti anche per un'ora e mezza, abbiamo capito che al di là di quello che è il discorso rivendibilità che premia Giuntoli e lo sappiamo, non ci sono plusvalenze, dal punto di vista fattivo, in base a quello che hanno dimostrato in campo, le
gli acquisti importanti superano di gran lunga i flop, dato che quelli di quest'anno li consideriamo come segni positivi. In itinere, Se invece vogliamo metterli in stand-by, gli acquisti positivi superano di poco quelli negativi. Che ne pensi? La tua opinione invece? Ma credo che l'operato di un direttore sportivo vada visto nel tempo, non si può fermare sulla stagione, perché magari sono giocatori che vedi per esempio Lobotka e quello calzante, che magari le prendi, poi magari fa un anno pessimo per cui a fine stagione dice Lobotka deve andare via, e poi magari trovano un allenatore che esaltano e alla fine Lobotka si trasforma dal bidone di turno a giocatore fondamentale. Io credo che oggi in Italia il sportivo vada valutato per le idee, per la capacità di creare valore, per la capacità di portare plusvalenze, perché la ricchezza di ogni società, che se ne dica dell'imprenditore o magari dell'azionista di maggioranza, la ricchezza della società le fanno i direttori sportivi, per cui i direttori sportivi bravi sono quelli che riescono a prendere i calciatori sconosciuti, li valorizzano e li riescono a vendere. I direttori sportivi invece che vanno solamente sul nome, spendono 100-200 milioni, per me non serve nemmeno il corso a Coverciano per diventare direttore sportivo, lì non serve nessuna competenza, si va sul mercato perché si hanno i soldi e poi alla fine ti ritrovi giocatori che sono stati pagati 100-200 milioni, però magari poi non vengono inseriti in un contesto ideale, non vengono scelti secondo la tipologia di gioco che pratica una tipologia di allenatore, e ti ritrovi magari giocatori che magari quest'anno valgono le prese a 200 milioni, mentre invece fra un anno deve essere rivendi a 20. Per questo io dico, Giuntoli in questo momento, ma non adesso, cioè chi conosce lo sa già che sto facendo la battaglia da anni con il direttore sportivo del Napoli, è uno dei migliori in Italia per budget che ha a disposizione e per conoscenze che ha. Però sicuramente il lavoro Giuntoli si è visto nel tempo, e tutti i giocatori che ha portato adesso, c'è chi magari diceva 2 anni fa che voleva la testa di Cristiano Giuntoli perché aveva creato un buco nelle finanze del Napoli, anche con dati abbastanza gonfiati e sbagliati, quelli che uscirono 2 anni fa. Mi fa piacere però che oggi certe persone sono un po' ravvedute, e quando uno si ravvede e cambia idea si vede che è sinonimo anche di intelligenza da questo punto di vista. Bruno, chiedo anche a te quello che ho chiesto a Ciccio Marolda in apertura. Per qualità, prezzo, magari anche guadagno poi per quanto riguarda la plusvalenza e la vendita, apporto tecnico, il tuo personale acquisto top di Cristiano Giuntoli in questi anni? Ma guarda, escludendo quelli di quest'anno, sì, io ti direi Di Lorenzo. Perché l'ha preso da una squadra retrocessa che era l'Empoli, l'ha preso tra 1000 critiche perché Napoli si voleva Trippier, se ricordate bene. Trippier mi sembra l'altro po' era diventato meglio di Cafù, invece praticamente Giuntoli andò a prendere questo giocatore, ripeto, retrocesso dall'Empoli, è venuto a Napoli. Di Lorenzo non solo ha fatto bene, si è imposto come titolare della nazionale, capitano del Napoli, campione d'Europa, credo per me quello sia anche perché secondo me Di Lorenzo è uno dei primi 5 terzini destri d'Europa, solamente che però purtroppo gioca nel Napoli, quindi se uno dice una cosa del genere viene preso per pazzo, mentre invece Di Lorenzo portava la maglia del Milan o della Juventus o dell'Inter, state certi che avremmo visto sulle prime pagine dei giornali Di Lorenzo top, Di Lorenzo di qua, Di Lorenzo di là. Però ripeto, se devo scegliere un giocatore in base alla domanda che tu mi hai fatto, io dico sicuramente Di Lorenzo. Tutto chiaro. Grazie mille Bruno per essere stato oggi con noi, un abbraccio. Grazie a voi, buon lavoro. Ciao Bruno. Grazie a Bruno Galvan che ci ha accompagnato quest'oggi alla conclusione di Calcio Napoli 24 Live. Lo ringraziamo ovviamente anche per l'ufficio stampa e chiaramente ringraziamenti a tutta la redazione, al nostro regista Emanuele Bernardo sempre in forma e grazie ovviamente a Riccardo Cataquano. Oggi filo diretto? Filo diretto dalle 16 alle 17 con il sottoscritto, parliamo di Meret. Oggi parliamo di Meret. Il rinnovo di Alex, se vi ha convinto, se è giusta come scelta, poi parleremo anche
a 360 gradi anche di quello che abbiamo visto poco fa, vale a dire il mercato, le scelte, le nazionali, insomma come sempre spazieremo dalle 16 alle 17, non mancate al filo diretto. Appuntamento con Riccardo Catapano alle 16, chiaramente anche domani con la rassegna stampa, mentre Calciopoli 24 Live torna alle 12 sempre domani. Un saluto da Vincenzo Credendino e buon proseguimento di giornata.